guardate, con la piantina, perché lei si era persa, perciò aveva la piantina di Treviso, però non riusciva a trovare la provincia perché era chiuso e ha chiesto l'aiuto ai paracadutisti. Allora sentite la letterina che scrive la Befana. Per i bambini del Banco Solidale della sede della provincia di Treviso. Potrebbe sembrare l'inizio di una favola. La Befana, accompagnata dai paracadutisti che atterra a Treviso, cerca un posto dove lasciare i suoi doni e trova il banco alimentare di Sant'Artemio. Invece è la realtà. Il gesto del nucleo paracadutisti Bellona di Montebelluna è lei, Mirella Tuzzato, presidente dell'associazione Veneti Schiacciati dalla Crisi, che con l'aiuto dei volontari prepara i giochi per consegnarli ai bambini. Questo anno sono arrivata io con il paracadute, accompagnata dall'associazione paracadutisti. Io penso che non abbiamo veramente mai avuto una Befana così, anche mi emoziono. Bambini che hanno meno o spesso non hanno nulla, che al banco alimentare del mercoledì troveranno un dono. Quei problemi attuali che ci sono anche di questi giovani, penso che la Befana e con Babbo Natale stiano facendo anche questo, perché hanno bisogno di punti di riferimento e penso che sognare ed emozionarli fin da piccoli sia una cosa bellissima. Doni come giocattoli, come cibo, vestiti, coperte per i più grandi o come i panettoni che l'amministrazione comunale di Spresiano ha fatto avere. Devo continuare a dire grazie al sindaco Marco Della Pietra con gli ambassadori Dupin che hanno portato 130 panettoni, perché nessuno aveva portato un panettone a parte le famiglie o le persone. Doni che il banco è pronto ad accogliere e distribuire, l'unico nella Marca, l'unico in Italia aperto dentro ad un ente pubblico, un posto speciale che merita per questo di essere raccontato. Abbiamo abbigliamento, facciamo fatica a donare cibo, pasta, latte, quello ce lo compriamo, confessa Mirella Tuzzato, emozionata come non mai nel leggere la letterina della Befana ai bambini. Cari bambini, grandi doni per voi tutti, perché lo meritate. Bravi, bravi e bravi. Un grande abbraccio dalla vostra Befana. E apriamo con la letterina della Befana prima di presentare il graditissimo ospite. È una lettera che vale la pena di leggere. Allora, per i bambini del Banco Solidale, sede provincia di Treviso. Eccomi qua, sono Clarissa, la Befana paracadutista. Ciao creature. Mirella e i volontari mi hanno scritto che siete stati bravi, buoni, educati. E Mirella ha letto molte letterine che i vostri genitori hanno scritto e che Babbo Natale, grande amico mio, mi ha consegnato. So che ha fatto visita anche un bambino molto particolare che mi ha evidenziato. Perciò questo anno sono arrivata io con il paracadute, accompagnata dai paracadutisti Dea Bellona di Montebelluna. E ringrazio il suo presidente Claudio Durante e il vice Fabio Ternini perché mi hanno accompagnato nell'atterraggio, se no non sarei mai arrivata, anche perché era tutto chiuso e avevo perso la bussola anche se avevo la piantina. Allora, dico al suo presidente della provincia di avere cura di questo banco solidale così prezioso, dei volontari e di tutte le persone che lo frequentano. Cari bambini, grandi doni per voi, tutti, perché lo meritate. Bravi, bravi e bravi. Un grande abbraccio dalla vostra Befana Clarissa, paracadutista. Allora, buongiorno, dottor Maurizio Fasco, presidente ALEA, Associazione per lo Studio del Gioco d'Azzardo e del Comportamento a Rischio. Allora, cosa ne dice, buongiorno, professore, dottore, di questi premi, di questi giochi, di questi bambini che molti credono ancora alla Befana? Io ho questi bambini e sono dei bambini meravigliosi. Quando la Befana scrive sulla letterina che sono bravi, buoni, educati, è la verità. Io in tanti anni, dal 2010, dottor Fiasco, che sono con questo banco alimentare all'interno di questo ente pubblico che è la provincia di Treviso, non ho mai avuto bambini maleducati. Anzi, quando andavo a trovarli nelle loro case, perché magari non riuscivano ad arrivare perché avevano dei problemi, li trovavo sempre studiando oppure che facevano i compiti, sempre bravi, educati. Una cosa però mi emozionava, perché li vedevo sempre tristi.
perché anche il bambino piccolo vive le situazioni familiari. Forse manca loro il gioco, non giocano più. Qualcuno dice nessuno legge più le fiabe come una volta, nessuno li ascolta più e nessuno spieghi perché che questo bimbo da quando inizia a parlare chiede perché. Poi se non li seguiamo li troviamo col gioco d'azzardo, li troviamo con la droga, li troviamo con l'alcol, non tutti, ma una buona parte che sta aumentando perché nessuno decide di fermare e di ascoltare. Cosa dice dottor Fiasco? Come vede questa Befana che invece arriva coi doni, coi giocattoli, anche attuali, ma anche quelli di una volta? Prego. Allora, ci sono tanti temi, tanti luoghi importanti nel résumé che lei ha fatto, ma il primo è questa convenzione molto gradita ai bambini, perché la stragrande maggioranza dei bambini non crede alla esistenza fisica della Befana, ma il fatto che ci siano due feste, due occasioni interamente riservate a loro, cioè Babbo Natale e la Befana, è qualcosa di ineliminabile, di stupendo che loro aspettano, e se noi con il nostro realismo glielo guastiamo, gli facciamo piangere, li facciamo soffrire, gli togliamo una magia. Loro sanno che è una convenzione, ma questa convenzione rispetta la loro attesa e sono al centro della scena, sono al centro degli affetti, sono al centro delle attenzioni. Quindi manteniamo questa convenzione di Babbo Natale e della Befana in questa chiave. Non confondiamo il realismo con la fiaba, altrimenti facciamo un pessimo, roviniamo qualcosa di significativo per i nostri bambini. Poi ci sono altri due temi che lei ha citato, quello della solidarietà e quello del gioco. Quello della solidarietà sappiamo che è una testimonianza per lo più sicuramente importante, che fa mettere anche in questo caso al centro della nostra attenzione chi non ha risorse o non ha a sufficienza quei beni che sono in attesa in questi giorni. Sappiamo che non risolviamo la loro condizione, ma è un fatto dal punto di vista relazionale molto importante che impegna chi fa la solidarietà e riconosce lo statuto di persona in chi la riceve, e questo, diciamo, è una cosa molto importante da coltivare, anche se poi sappiamo benissimo che gli interventi devono essere di tipo strutturale, perché non è che noi superiamo le ingiustizie con la solidarietà. La solidarietà pone l'istanza che le giustizie siano superate. Poi c'è il terzo motivo che lei ha citato, quello del gioco. Allora, il gioco deve essere un gioco in presenza, deve essere un gioco in presenza nel rapporto con i coetanei, deve essere un gioco in presenza con gli adulti, deve essere un gioco di complicità tra genitori e figli, tra zii e nonni e nipoti e così via. Ecco, qui veniamo un po' alle dolenti note, perché il tratto dominante negli ultimi anni è quello della sedentarietà, è quello dell'isolamento, cioè i giochi si svolgono in solitario, nel rapporto non tra il bambino, ma anche il giovane, l'adulto, e gli altri bambini, gli altri giovani, gli altri adulti, ma tra la persona e la macchina, e lo strumento, e la piattaforma. Questo provoca da una parte un impoverimento delle capacità espressive, delle capacità relazionali, ecco, non voglio parlare degli aspetti estremi della dipendenza per una volta, anche se ci sono, ma l'aspetto più deteriore, secondo me, è privare il bambino, il ragazzo, ma anche l'adulto del rapporto con il suo ambiente, con la città, con il marciapiede dove abita, con la piazza, con i luoghi. Allora, il gioco è il gioco che si fa in uno spazio, in un luogo, nella città. Il gioco antico che presupponeva l'apprendimento delle regole, presupponeva anche una partecipazione attiva alla costruzione dei mezzi per giocare. Ecco, diciamo che se tra il sistema degli adulti, il mondo degli adulti e il mondo dei bambini, dell'età evolutiva,
ci fosse questo ponte del giocare insieme, dello scoprire i segreti del gioco, di andare a rompere anche il giocattolo, di andarlo a vedere dentro come è fatto, questo perché in molti casi si fa, un respiro ancora più bello, più caldo al rapporto tra le generazioni. Non voglio parlare degli aspetti deteriori, anche se ci sono perché deturpano la magia di questa festa. Insomma, questa propaganda di massa dell'attesa del denaro, del valore venale, della fortuna. Non mi riferisco tanto alla lotteria di Capodanno, che poi alla fine è una nicchia, una cosetta, ma al fatto che per esempio tutte le sere c'è un gioco che è molto seguito, non lo cito, ma cito quello che avviene, molto seguito dagli italiani, che ruota attorno ai soldi che vengono messi in palio, le cui scelte chiamano in causa le caratteristiche della persona, le sue qualità, e quindi c'è tutta una sceneggiata manipolatoria che io francamente disprezzo, per dirla in parole chiare. Quindi non guastiamo la magia del gioco, la magia di queste feste interamente dedicate ai bambini. Rinnoviamo questi appuntamenti di giorni interamente dedicati ai bambini, facciamoglielo sapere, e sicuramente questa semplice medicina che è alla portata di ogni famiglia, vedrete che darà dei risultati decisamente sorprendenti in senso positivo. Dottor Fiasco, è vero quello che lei dice, e la ringrazio per quello che ha detto e come ha saputo spiegare il bene e il male anche del gioco. Il problema è che le fragilità non riescono a difendersi, dottor Fiasco, perché nessuno ascolta le fragilità, e queste fragilità vengono accalappiate. Non solo non le ascolta, ma c'è un sistema industriale che le sfrutta. Bravo. Infatti c'è il business, basta vedere anche la lotteria che lei ha detto, ha messo anche il nome La Befana, non a caso. Tutto studiato nei minimi particolari, perché la Befana, come dice lei, attira, no? Ma allora io mi domando, chi è che deve, secondo lei, proteggere le fragilità? Perché quando questi bambini escono da casa, basta vedere il messaggio che arriva, tanti piccoli casinò, anche se loro non sanno che sono piccoli casinò, ma tutte queste luci che attirano, perché tutto è studiato nel minimo particolare per attirare. Queste tabaccherie, queste che sono diventate, non so, degli empori del gioco, non solo i bar, loro escono da casa e il nemico, no, più nemici sono dietro l'angolo. Addirittura anche vicino alle scuole, che dovrebbero, a mio avviso, proibire queste cose. Allora io mi chiedo, chi è che difende le fragilità? Perché i servizi sociali non so neanche se esistono, se ci sono. Poi nella seconda parte vi racconterò anche questa mattina, prima di entrare, cosa mi è capitato e cosa ho sentito, perché ogni giorno ce n'è una. E sono persone molto fragili, persone diversamente giovani, 80, 90 anni, non solo bambini, perché a quell'età si diventa un po' bambini e mi dicono avrei voglia di giocare, avrei voglia di parlare, avrei voglia di uscire, eppure non si ascoltano, nessuno li ascolta. Allora, i bambini non si possono difendere. I diversamente giovani non si possono difendere da queste attrazioni, perché addirittura abbiamo visto dei pullman che li portavano a giocare, li portano a far shopping, quelli che possono farlo naturalmente. Delle volte sono anche delle pensioni basse, ma una mi ha detto, dottor Fiasco, almeno stacco la spina, Mirella, almeno quel giorno riesco a staccare la spina. Capisce che la manipolazione sta aumentando sempre di più, nel silenzio totale di persone che paghiamo, che dovrebbero invece proteggere? Prego, dottor Fiasco. Bisogna chiedere delle regole, bisogna che i cittadini si attivino per chiedere ai loro rappresentanti, ma quando parlo dei rappresentanti non mi riferisco solo a quelli che stanno a Roma, anche quelli che stanno nei territori delle nostre città, si attivino perché vengano inserite e fatte rispettare
delle regole ferree di non approfittamento delle fragilità. Molti sindaci, molti comuni hanno cercato di compensare il vuoto lasciato dallo Stato, perché lo Stato ha lasciato aperta un'autostrada all'approfittamento di quelle che lei chiama fragilità, ma le fragilità non sono soltanto dei fragili, le fragilità sono anche dei forti, perché la nostra esistenza non è lineare. Noi abbiamo dei momenti in cui abbiamo tanta energia, tanto ottimismo, tanta volontà, e poi abbiamo i momenti di crisi, momenti di fragilità, anche i forti diventano fragili. Non è quello della fragilità, sì, possiamo trovare una maggiore concentrazione, no? In chi è solo, in chi è anziano, in chi è malato, in chi è povero, sì, sono tanti aggettivi, ma la fragilità è un tratto comune a tutte le persone, in alcune più accentuata, ma in tutte. Allora, se un sistema industriale si approfitta delle nostre fragilità e costruisce un'operazione di mercato fortissima, ma cosa possono fare le famiglie? Allora le famiglie possono chiedere che i loro rappresentanti, che scelgono a tutti i livelli, dal quartiere fino a Roma, facciano il loro dovere, assolvano il loro mandato, cioè mettano delle regole per cui sia tutelata la salute, ma non è soltanto il gioco che danneggia la salute come benessere, come equilibrio della vita delle persone, ma pensiamo per esempio ai cibi ipercalorici, no? C'è un'epidemia di obesità infantile, di sovrappeso, di sedentarietà che si associa alla sedentarietà. Eppure oggi noi vediamo in tutti gli spot che la brava madre, taglia 42, è quella che somministra ai propri bambini cibi che li fanno diventare obesi, no? La merendina, l'ovetto, l'altra cosa lì. E quindi mi piace, dottor, scusi, faccio una parentesi, la mamma taglia 42, no, è meglio evidenziarlo. Beh sì, no, ma l'ho detto, è una battuta, ma non è una battuta falsa, è una battuta vera, perché se le mamme seguissero i modelli degli spot pubblicitari di questi cibi ipercalorici che vengono seguissero e consumassero a loro volta, non avrebbero la taglia 42, diciamolo francamente, insomma, no? Noi vediamo le persone che sgranocchiano quei cibi spazzatura, mi spiace, mi è sfuggita, no? Non volevo usare termini pesanti, e che però rimangono belli in linea, no? Come dei modelli o delle modelle. Ma adesso questo è un esempio, no? Esempio. Oppure invece di portare di attrezzare degli spazi, di riservare degli spazi, anche solo un angolo del quartiere per i giochi all'aria aperta, per i giochi della mia infanzia, che sono i giochi archetipici che l'umanità ha praticato da sempre, no, che cosa è? Lì si rinchiude davanti a uno schermo, e questo schermo, combinato con il cibo spazzatura, combinato con la povertà delle relazioni, produce dei danni nei bambini. Poi ci sono i nonni o i padri o loro stessi che girano per le strade o escono da scuola, e ci sono qualcuno di quei 65.000 punti di accesso al gioco d'azzardo che c'è in Italia. Insomma, è un sistema per cui l'industria che sfrutta le dipendenze, quindi le fragilità che, ripeto, contrassegnano la vita di tutti, non solo non dobbiamo parlare di categorie, e possono spadroneggiare. E il punto è il vuoto tra la condizione delle persone, delle famiglie, e la protervia, l'aggressività, la raffinatezza tecnica di un gruppo di industrie, dal tabacco, l'alcol, il cibo spazzatura, il gioco d'azzardo, i videogiochi, eccetera, che tengono, diciamo, in spregio assoluto la salute, che la salute non è l'assenza di malattie, la salute è un benessere relazionale, oltre che la mancanza di patologie inquadrate tecnicamente. La salute è lo star bene. Si sta bene in famiglia, si sta bene con gli altri, si sta bene col fisico, si sta bene con la mente, si sta bene in tutti i modi.
se il valore costituzionale, articolo 32 della nostra Carta Costituzionale, viene disprezzato, viene messo sotto i piedi, e qui qualcuno deve reagire, insomma dobbiamo reagire tutti, perché sono valori, come possiamo dire, del diritto umano, neanche del diritto civile o del diritto politico o del diritto penale. Sono valori che attengono ai diritti umani, il diritto umano al gioco, il diritto umano alla salute, il diritto umano al rapporto franco e libero con gli altri, il diritto umano agli affetti nel desco familiare, il diritto umano ai rapporti amicali e disinteressati tra coetanei, tra nostri simili. Ecco, quando questi diritti umani vengono violati, non dobbiamo chiamare l'esperto. Io lavorerei tutte le mattine, dottor Fiasco, la inviterò spesso se lei ha piacere, perché sta parlando in maniera incredibile. Dottore, devo interromperla un secondo perché ho il centralino, sennò cade tutto. Abbiamo il nostro Rinaldo da Venezia. Vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno al tuo ospite. Siamo qui a parlare di un discorso che siete tutte chiacchiere qua. Devo tanto poco per mettere posto queste robe. Lo Stato ha alzato miliardi. Una volta che era assisa al solo, adesso va a inventare 7.000 giochi per ingolosire i poveri, che è quelli che gioca, perché va in cerca di già fare qualcosa per mettersi a posto. C'è lo Stato che è complice di tutte queste robe. Le cose me in cerca. Poi le cranche sta per la televisione. Come poi vende un materasso che gli costa 1.000 euro per 150? Perché la finanza non va a indagare e dice ma come ti puoi vendere una roba che ti costa 1.000 per 150? Deve da essere una truffa in mezzo, è cosa che da essere. E la gente che crede, perché mi stuo o giro canale, ma chi che crede? Siamo farfarai, ne conta quello che vuoi, io vuoi poco, la gente che crede a tutto, ma i magnari, le spazzatura, manca dove chi fa, perché non usa più il cibo della volta, e il cibo della volta, come sulle frutta e verdura, era brutto da guardare, ma era buono da mangiare, saporito, adesso non vuole sapore su niente, deve proprio tutte robe scatolette che gli ha fatto 10 anni fa, e non interviene nessuno, dopo mi fa vedere il NAS che va in giro da qua e di là, ma le cose, ti va per un supermercato a guardare bene cosa figa, da parire serale, perché le robe scatolette tu, va bene, che le fregolette tu, non è vero tu, vede pesce cane in mezzo, vede tutto, e lo Stato lo sa, ma siccome che c'ha soldi, il mondo non va avanti con la ragione, col sentimento, e va avanti a soldi. Stiamo Dio vede cosa che nasce nel mondo, 50 persone le parole del mondo, ma perché il popolo non si rivolta, ma ben si rivolta. Purtroppo è così, il popolo non gli interessa, e raggirà queste lotterie, queste robe, che pare che tutti te regà. Il lavoro ti mantiene, il lavoro, e ora adesso un lavoro ben distribuito, che famiglia possa vivere. Questo è il discorso. Grazie caro Rinaldo, grazie infinite per quello che hai detto, grazie. Grazie. Allora, visto che siamo partiti con la Befana, perché come dice il nostro dottor Fiasco, è bello anche sognare, è bello credere, anche se la realtà è diversa, ma ogni tanto sognare fa anche bene, anche emozionarci, perché non si emozionano solo i bambini, si emozionano anche gli adulti, è vero questo, l'ho visto anche ieri al Banco Solidale. Allora andiamo a vedere, adesso andiamo a Padova, andiamo a vedere al Prato della Valle questa Befana e WWF. Mentre i roghi della Vece illuminavano le notti di molti paesi della provincia, Padova città ha scelto di vivere questa festa all'insegna della tutela dell'ambiente e della qualità dell'aria. In Prato della Valle, protagonista assoluta la marionetta extra large, un burattino di 7 metri d'altezza, realizzato con materiale di riciclo e mosso dai vigili del fuoco. La star di un pomeriggio all'insegna dell'allegria tra befane e trampoliere sui pattini o in bici che hanno distribuito 3.600 calzette piene di leccornie. Non
non teme proprio nulla la simpatica vecchina che, aiutata dai vigili del fuoco Folletti, non ha esitato a calarsi dal tetto di pediatria per la gioia dei bambini ricoverati. Befana, ma come mai sei qua oggi? Perché siamo venuti a portare la calzetta e anche altri 2 regalini a tutti i bambini della pediatria di Padova. Elmetto da pompiere in testa e scopa di saggina di ordinanza, la vecchia signora ha distribuito calze e regali, accolta da grandi sorrisi e applausi. Allora, dottor Fiasco, come abbiamo detto prima, avete visto le immagini? C'erano i bambini seri e gli adulti, i genitori che si divertivano un mondo. Avete visto che felici erano. Ecco, io penso che forse dovremmo fare più Befane tutto l'anno, dottor Fiasco, per vedere intanto riunita la famiglia, che si vede poco. La vediamo nelle sagre, la vediamo in eventi speciali, ma tutto il resto è noia durante la settimana e durante i mesi. Invece questi bambini hanno bisogno di crescere con questi giochi, con i loro genitori. Ecco, questa Befana che riporta i tempi antichi, però si è modernizzata. Noi abbiamo avuto la paracadutista, avete visto in pediatria come è scesa questa Befana, perché la Befana sa che deve essere anche correre coi tempi che ci sono. Quello che non corre coi tempi che ci sono è qualcuno che dovrebbe insegnare a questi bambini che non hanno la fortuna di avere dei genitori saggi, forse di frequentare di più la Befana e Babbo Natale ai genitori, non ai bambini, ai genitori, perché forse è là che manca il perno iniziale, che sono i genitori. Cosa ne dice? Ecco, perché loro sanno che i loro bambini giocano pericolosamente, ecco, con questi smartphone, con i computer, questo gioco d'azzardo online. Ma mio figlio è sulla poltrona tranquillo. Sì, ma tu sai cosa sta facendo tuo figlio in quel momento, visto che tu non gestisci il cellulare, perché molti non lo sanno neppure usare. Prego, o guardare. Allora, sicuramente contenere una sovraesposizione a questi strumenti è fondamentale. Vorrei però che la cosa venisse impostata in positivo, perché se parliamo il linguaggio dei divieti e delle misure vanno prese, non c'è alcun dubbio, non si può lasciare l'autostrada aperta a chi fa business vendendo e diffondendo queste cose. Su questo non c'è dubbio, ma la chiave per agire non può essere solo quella del divieto, deve essere quella della relazione. Cioè bisogna ritrovare il modo per cui quell'attività che per i bambini è molto seria, forse noi possiamo sorridere, ci divertiamo così quando vediamo giocare, ma il gioco, come ci insegnano i grandi pedagogisti italiani, ma non solo italiani, per i bambini è una cosa molto seria, perché è una fase di apprendimento, è una fase di scoperta, è una fase in cui mette molto impegno. Non è la fase, come possiamo dire, irrilevante che ha per noi adulti o di una scarsa rilevanza. Per il bambino è un aspetto centrale della sua formazione, ma anche direi proprio della sua crescita mentale, oltre che della scoperta delle sue capacità, del mondo. Quindi noi dobbiamo proteggere il diritto al gioco, e dobbiamo proteggerlo in positivo, imparando la dimensione dei bambini, che è questo che si è smarrito. E cosa possiamo fare? Prima l'ascoltatore che è intervenuto diceva qui è tutta una questione di soldi. Sì, è vero, è una questione di soldi, ma c'è anche una sovranità che noi cittadini possiamo esercitare e far pesare rispetto a chi ne fa solo una questione di soldi. Perché allora, se no, la responsabilità sta sempre da un'altra parte, la responsabilità sta anche dentro di noi a tutti i livelli, nel livello micro, cioè all'interno di una famiglia, delle relazioni del nostro piccolo grande mondo, ma anche a livello macro come cittadini, perché noi una voce la dobbiamo avere
dobbiamo, come dire, scomporre, ragionare su tutti gli eventi che ci capitano, gli eventi significativi che ci capitano nella giornata. Come stanno a scuola i nostri figli, quali sono le canzoni, quali sono i loro momenti, come vivono negli spazi della città, come si trovano nello spazio familiare. Ecco, riscoprire quelle risorse naturali che di generazione in generazione si trasmettevano. Adesso siamo diventati l'appendice di un sistema industriale e questo non va bene, questo assolutamente non va bene. Allora adesso vi porto a Venezia, anche portiamo il dottor Fiasco, una delle città più belle del mondo, a vedere questa corsa della Befana con la regata. Andiamo a vedere. A dispetto dell'età, l'adorabile Befana si è presentata ieri in grande forma davvero invidiabile a Venezia e nelle isole, sia i remi per l'attesissima regata sul Canal Grande e una gigantesca calza della Befana che è spuntata magicamente calata dal ponte di Rialto, che di corsa all'ultimo sprint nei 10 km di percorso al Lido di Venezia nella corsa di Malamocco. Dalla parte del colore, grazie. Detto il solista. Riccardo Romanelli ha conquistato la bandiera rossa del primato dopo un bel duello. Al Lido invece la 47esima edizione della Corsa della Befana di Malamocco, manifestazione fondata nel 1976 dall'Associazione Civica Malamocco e oggi organizzata dalla Venezia Triathlon. Al via si sono presentati 70 adulti e 60 bambini. Un buon augurio di corsa a tutti quanti, di divertimento. Come sarà suddivisa la gara? Ci saranno i bambini dove faranno delle piccole corse all'interno qui del centro di Malamocco e invece gli adulti faranno una corsa di circa 10 km che andrà fino alla spiaggia degli Alberoni e poi rientreranno attraversando la pineta, e per cui un bellissimo paesaggio, una bellissima corsa come ogni anno. La corsa maschile è stata vinta da Andrea De Stares, che ha preceduto Stefano Zennaro, quella femminile da Giorgia Bocchetto davanti a Silvia Cozzi. Festa anche per tanti bambini. Percorso sempre bellissimo, è una gara a cui tengo sempre a essere presente perché è un percorso misto, sabbia, pineta e poi anche una parte di diga. È giusto che l'abbia vinta io perché Befana vecchia è la Befana giusta, non è giusto fare Befana una giovane. Sono arrivata terza tra i maschi e prima tra le ragazze. Sono stata felice di questa giornata e anche del mio traguardo. Che belli questi bambini, ma soprattutto che bello vedere le persone che si divertono. Qui io non farei maschile e femminile. Avete visto quei bambini che sono partiti? Allora magari i bambini guardano sempre questo compagno, dottor Fiasco, grande, grosso, bello. È arrivato ultimo. Chi è arrivato primo? Il più mingherlino, il più magrolino. Li ha battuti tutti per far capire anche l'importanza anche dello sport, divertimento. Cosa dice dottor Fiasco? Il gioco, lo sport, il divertimento, tutti assieme ce la possiamo fare, però bisogna avere voglia di mettersi in pista, quello certo. È il problema. Ma rivediamo le immagini, no? Ripensiamo alle immagini che lei ci ha appena mostrato. Allora, i bambini, gli adulti nella strada, nei luoghi della quotidianità, nel loro quartiere, nella loro città. Sembra una cosa scontata, ma non lo è per niente. Le città sono state tolte ai bambini, sono state tolte anche agli anziani, sono state tolte a tutti. Riportare nella città. Abbiamo visto lo spazio, il luogo, la gioia, l'eccitazione sì per la competizione, per l'evento, eccetera, ma per il contesto in cui si svolgeva quell'evento, che era la città. Voglio citare un'altra città veneta, se me lo permette. A me molto cara, non me ne vogliano gli abitanti, i cittadini di altre province, è Verona. Verona ogni anno fa una manifestazione molto bella, che è quella dei giochi antichi, si chiama il Tocatì. Quest'anno è stato fatto nel quartiere popolare della Veronetta. È stata una cosa incredibile vedere migliaia e migliaia di bambini, di genitori, di alunni, di ragazzi, di giovani, di tutte le età, occupare tutti gli spazi del quartiere per fare i giochi antichi, con la stessa gioia, con la stessa eccitazione che ho visto nelle immagini che voi avete mandato in onda poco fa. Una cosa mi ha colpito, un piccolo esempio.
non ho visto un bambino, un ragazzo con lo smartphone. Cioè in quei 3 giorni praticamente chi era lì, come chi era lì a questa manifestazione a Venezia che avete fatto vedere, o le altre, non prendeva lo smartphone, forse qualche genitore così per riprendere, per fare le fotografie ai loro figli, ma insomma praticamente noi abbiamo disintossicato per 3 giorni, hanno disintossicato gli organizzatori e i concorrenti per questo giorno della Befana, per i 3 giorni del Toccatì che citavo a Verona, hanno disintossicato delle generazioni dall'abuso dello smartphone. Non ci vuole molto, non ci vuole molto. Ridiamo ai bambini i luoghi della loro quotidianità, i loro quartieri, il loro spazio, ridiamogli i giochi dove loro partecipano attivamente in presenza anche dal punto di vista fisico, e superiamo l'80 e il 90% dei fattori di sofferenza e di crisi. Questo spetta a noi che lo chiediamo, a noi che cerchiamo di invitarlo, ma insisto, non voglio fare un discorso politico, ma questa è politica, dobbiamo chiederlo a chi amministra la città. La priorità dottor va data Fiasco, perché ai devo andare bambini. anche in pubblicità, devo correre. Il problema è che anche a Treviso ci abbiamo provato, a Villa Margherita, una villa meravigliosa con un parco enorme. Dopo anni e anni di chiusura eravamo riusciti a fare quello che sta dicendo lei, condividere questo spazio in libertà, famiglie. Ma mi riferivo anche agli spazi su cui dove affacciano le finestre di casa, cioè sì, ma la villa affaccia, dottor Fiasco, questa villa affacciava è una delle poche ville nel centro storico di Treviso, perché siamo a 5 minuti in strada, con case, con tutto. Il problema è dopo bisogna vedere dove vuole arrivare la politica, perché per una virgola è stato tolto tutto. Invece di mettere a posto la virgola, la cosa più semplice era chiudere per vedere questa virgola dove era sbagliata o il punto e virgola. Capisce che non si va da nessuna parte se non c'è la volontà politica, dottor Fiasco, perché gli spazi li devi chiedere gli spazi al comune. Abbiamo persone che i bambini danno fastidio, brontolano perché i bambini giocano, fanno rumore. Capisce, dottor Fiasco, che bisogna iniziare a parlarne come stiamo facendo questa mattina per far capire alla politica che non ci sono solo i satelliti e la banda larga per arrivarci, ma ci sono anche questi spazi, che non è lo spazio, sono i spazi che abbiamo a disposizione, che sono di tutti, perché sono di tutti. Purtroppo la politica dovrebbe capirlo, perché sono pagati da noi politici, non è che siano pagati dallo spazio o da qualcos'altro, e perciò dovrebbero capire quali sono le esigenze della società. Però si fa molta fatica, dottor Fiasco, perché se non fai parte del cerchio magico politico ti annientano, ti distruggono, perché hanno il potere in mano e gli spazi sono nel loro potere. Pubblicità. Alle macchinette giocano? No, poco gente. E spendono tanti soldi al bar, per esempio? No, più o meno. È incredula anche Alessandra Buoso, sindaca di Anguillara Veneta, di fronte a simili dati sul gioco d'azzardo online per il suo paese. Eppure una cifra di 13.073 euro pro capite per poco più di 4.200 abitanti è scritta nero su bianco, riferita al 2023 nel report sull'azzardo online nei piccoli comuni italiani di CGIL, Federconsumatori e Fondazione Iscon. Così la prima cittadina. Noi Anguillara abbiamo uno dei redditi pro capite più bassi della provincia di Padova, si aggira intorno ai 18.000 euro, quindi facendo due conti, 18.000 meno 13 che si spendono per il gioco d'azzardo, rimarrebbe che gli abitanti di Anguillara vivono con circa 5.000 euro all'anno pro capite, cifra ovviamente irrisoria che farebbe confluire tantissima cittadinanza anche presso i servizi sociali, cosa che assolutamente non è. Sul podio Anguillara Veneta è seguita dalla trentina Cagliano, 2.000 abitanti, e dalla bresciana Moniga
Viga del Garda, 2.600 abitanti. Al quarto posto il comune messinese di Castellumberto, con cui Alessandra Buoso è in contatto. Si tratta solo ed esclusivamente di gioco online da remoto, quindi non fa riferimento a slot machine, a gratta e vinci, a lotto e Enalotto, che sono tipicamente i giochi a cui si possono accedere facilmente anche in paese. Questo qua è solo il gioco da remoto, per cui se fa riferimento a un indirizzo IP sappiamo benissimo che il digitale ti permette di far sapere che sei in un posto e in realtà ti trovi in tutt'altro posto. Insomma, c'è un hacker, lei si è rivolta alle autorità? Noi abbiamo sì assolutamente evidenziato, anche in accordo con il comune del Messinese di Sicilia, abbiamo evidenziato questi dati anomali alle autorità giudiziarie, che ovviamente faranno il loro corso e faranno le loro indagini nel merito. Un dato inquietante che potrebbe nascondere nelle pieghe nuove forme di riciclaggio di denaro sporco da parte della criminalità organizzata. Nel frattempo in paese regna l'incredulità. Non so nulla, è una cosa nuova. Certo che giocare così, insomma, quei tempi che corrono, insomma, ecco. Bisognerebbe pensarci un po'. Infatti. Spendere 13.000 euro? Per giocare online? Io non lo farei mai. E secondo te qualcuno ad Anguillara potrebbe farlo? Sì, ci sono dei pazzi che fanno queste cose, non solo Anguillara. Allora saluto anche Luca Sartorato, presidente CEIS Treviso, servizio per le dipendenze e servizio di pronta accoglienza. Grazie presidente Sartorato di essere qui. Allora le presento anche il dottor Maurizio Fiasco, presidente ALEA, Associazione per lo studio del gioco d'azzardo e del comportamento a rischio, collegato con noi da Roma. Allora presidente Sartorato, cosa dice di questi numeri? Anche di fronte all'evidenza qualcuno dice ma bisogna vedere, ma i numeri sono numeri. Un fisico mi ha detto: Mirella, si faccia dare sempre i numeri, perché i numeri sono chiari. Prego Presidente. Sì, buongiorno Mirella, buongiorno anche al suo ospite e buongiorno a tutti gli ospiti da casa. Allora, i numeri normalmente dicono la verità, ma al giorno d'oggi le verità le dicono ben poca gente. Cioè le verità sono spesso volentieri nascoste da interessi di natura puramente economica, e quindi di conseguenza il gioco d'azzardo non è un problema se viene fatto da remoto e via dicendo. Quindi voglio dire, è un problema serio, è un problema che coinvolge molti dei nostri cittadini, è un problema che andrebbe affrontato con il titolo della tua trasmissione, insomma, sveglia, il gioco d'azzardo non è un gioco che si fa per divertimento, non è un gioco dove il tavolo perde, è dichiaratamente manipolatorio, è dichiaratamente fatto per far sembrare alla gente di vincere, è fatto per ingannare le persone, perché il profitto deve sempre vincere. Sentiamo come commenta il dottor Fiasco. Prego dottor Fiasco. Sì, vogliamo ritornare sul particolare curioso, insomma, che ha indignato giustamente la sindaca di quel comune. Allora, sì, lì c'è un'anomalia, quell'anomalia andrà indagata, eccetera. Dobbiamo dire che il gioco d'azzardo brucia due cose. Non brucia solo il denaro, ma brucia anche il tempo sociale di vita, che è più prezioso del denaro, perché il denaro puoi anche fantasticare che un giorno potrei riaverlo. Non accadrà, ma si può fantasticare. Il tempo sociale di vita che è scorso, che è trascorso, non è recuperabile. Quindi dietro quel volume c'è un'anomalia, ma come c'è un'anomalia anche sulla media, perché in Italia 85 miliardi di euro vengono giocati online e il restante, per arrivare a 150, nelle distribuzioni che lei prima ha citato, cioè tabaccherie, le sale slot, i punti di scommessa, eccetera, eccetera. Quel denaro va convertito in tempo di vita. Perché? Perché prima in qualche modo lo trattavamo, per giocare online bisogna stare davanti a uno schermo, per giocare alle slot machine bisogna stare davanti a uno schermo in un locale, quindi si sottrae tempo prezioso, tempo irreversibile alla vita.
E questo è il punto vero. Poi l'aspetto sconcertante, perché quei soldi sono i soldi del flusso, cioè denari che vengono puntati, poi tornano, poi vengono ripuntati di nuovo. In realtà la perdita, che è comunque molto rilevante, è pari al 3% del gioco online di quel volume. Quindi per restare a quel piccolo comune, praticamente in media ogni famiglia ha perso nel corso dell'anno 1.200-1.500 euro, che se poi pensiamo che metà delle famiglie non gioca, significa che la famiglia giocatrice perde ogni mese 300 euro all'online, poi il resto lo perde per le strade. Quindi è un fenomeno molto, molto rilevante, rispetto al quale bisogna, ritorno sul vecchio argomento, bisogna pretendere delle regole, ma delle regole non a valle soltanto, ma delle regole a monte. Non è possibile che le nostre città siano state trasfigurate o deturpate dalla presenza, dalla distribuzione di 65.000 punti di accesso. Non è possibile che il sistema delle reti internet per il gioco online non sia governato con delle regole. Per esempio, il tempo dell'operazione di gioco online è una frazione di secondo. Bisognerebbe mettere una regola che dice che ogni operazione di gioco non può durare meno di n secondi o di n minuti. Bisogna mettere delle fasce orarie nelle quali si spengono tutti i giochi. Sembrano misure minime, ma sono misure importanti, perché se abbiamo degli spazi della nostra giornata liberi dai giochi, la nostra coscienza, la nostra ragione, il valore, il senso di quello che facciamo affiorano e ci dicono e ci avvertono che stiamo sbagliando. Se il gioco è ad altissima frequenza, senza interruzione, ubiquitario, in ogni luogo in cui stiamo, ci segue come una sorta di braccialetto elettronico, dovunque siamo, dovunque ci spostiamo, noi abbiamo ceduto sì il denaro, sì il tempo sociale di vita, ma abbiamo ceduto la nostra libertà e la nostra dignità di persone. La nostra dignità di persone, dottor Fiasco, ormai siamo in chiusura, ma volevo farle questa domanda, questo comportamento a rischio di questi minori che alzano sempre di più l'asticella, perché come dice lei le regole per loro non esistono e qualcuno non gliele fa rispettare, non gliele fa riconoscere. Cosa sta succedendo? Prego, dottor Fiasco. Ma non esistono le regole per gli adulti, figuriamoci per i bambini, insomma, figuriamoci per i minori. Il punto, ripeto, è pretendere che ci sia una gerarchia dei valori. Primo valore, l'intangibilità della persona, ovunque, nel gioco d'azzardo, nei cibi spazzatura, nell'alcol, nel fumo. Il primo posto è l'intangibilità della persona, l'integrità della persona, di cui la salute è una componente fondamentale dell'intangibilità della persona. Quindi il primo valore da gerarchizzare è questo. Tutto quello che è compatibile con l'intangibilità della persona e con la salute si può autorizzare. Poi chiaramente qui la questione è completamente capovolta. Al primo posto c'è il profitto, al secondo posto c'è le entrate fiscali dello Stato e poi se rimane spazio, ma chi se ne frega, c'è la salute e l'intangibilità della persona, cioè è un sistema che è stato stravolto e capovolto. O si prende coscienza di questo e allora si chiede la regola pubblica, poi la facciamo osservare nel nostro contesto privato e familiare. Certamente recuperiamo una nostra responsabilità educativa, una nostra responsabilità nei vari contesti del lavoro, nella famiglia, nella società, ovunque.
ma le due cose non possono essere separate. Dottor Fiasco, devo chiudere purtroppo perché il tempo è terminato, ma volevo un commento anche del Presidente Sartorato su quello che ha detto il dottor Fiasco. Ma come possiamo noi agire? La noia che pervade nel condominio, non ci si conosce, non ci si aiuta, pochissimo, non si gioca assieme, ecco, ognuno per conto suo, e la noia forse col gioco me la faccio passare, qualunque gioco sia, ma intanto stacco la spina e gioco. Presidente Sartorato. No, tutto correttissimo, mi sembra che il Presidente abbia un quadro molto chiaro della situazione, tra l'altro anche con una visione molto professionale. Bisognerebbe che la politica ascoltasse di più questi suggerimenti da parte del mondo tecnico. Tra le altre cose non mi sembrano così banali i suggerimenti del tempo. Nasce anche nelle formazioni online il fatto di attestare la presenza, cioè ci sono degli strumenti che permettono a chi sta dall'altra parte di riflettere, ragionare prima di fare continue puntate ossessive e compulsive. È chiaro che è un problema importante che va risolto attraverso non solo un'azione ma più azioni, e su questo ci piacerebbe anche che si andasse molto di più verso, ad esempio, sull'abitare. Mi viene da dire che potremmo andare verso delle soluzioni di co-housing tra persone anziane che permetterebbe ad esempio l'occupazione del tempo e la socialità come primo input. Mi piace anche il fatto che si metta come prima regola la tutela e la difesa della persona e l'integrità della persona, e allora di conseguenza poi tutte le azioni che andiamo a mettere in campo, se viste sotto questo punto di vista, trovano delle soluzioni intelligenti. Certo che, come dice bene il professore, che spiega sempre con molta chiarezza, se al primo posto sta il profitto e al secondo posto stanno le entrate dello Stato, diventa difficile che poi questo possa trovare delle soluzioni congrue. Allora, come ci saluta e che appello vuole fare, dottor Fiasco? Come abbiamo sentito, le linee guida ci sarebbero, basterebbe ascoltare questi professionisti. Prego. Io mi rifaccio semplicemente alle parole molto sagge che ho sentito per ultimo, muoviamoci su questa linea, cioè alla fine come si dice, la goccia scava la pietra, cioè il fatto che il messaggio pubblico va nella direzione opposta non ci deve scoraggiare. Noi siamo animati da valori forti. L'integrità della persona è un valore al quale non possiamo derogare. Quindi nei nostri contesti faremo la nostra parte. Poi speriamo che i cittadini riescano a comprendere cosa è davvero in ballo e quindi sappiano fare delle scelte consapevoli. Noi siamo qui e lo facciamo. Grazie, veramente grazie al dottor Maurizio Fiasco, presidente a lei, Associazione per lo studio del gioco d'azzardo e del comportamento a rischio, di essere stato con noi, mentre il presidente Sartorato rimane qua, però lasciamo il dottor Fiasco con un'altra Befana. Andiamo dai diversamente giovani, andiamo a Vicenza, in questa casa, in questa RSA, perché casa di riposo proprio non mi piace, dai diversamente giovani andiamo a vedere questa Befana. Grazie dottor Fiasco e buona giornata, grazie. Arrivederci e buona giornata a voi. Dall'Oriente noi veniamo, da un paese assai lontano, monti e fiumi attraversiamo e la stella sempre seguiamo. Un gran re oggi è nato e per questo oro, incenso e mirra noi a lui abbiamo portato. Così i re magi sono arrivati a cavallo anche alla casa di riposo San Giuseppe di Orgiano ad onorare il bambino Gesù, accolti con entusiasmo da ospiti e operatori che si sono preparati di tutto punto per l'occasione. Un momento di riflessione e di gioia condivisa per l'ultima delle feste natalizie. Ad accompagnare Gaspare, Melchiorre e Baldassarre nel viaggio di ritorno il calore di un canto corale. I re magi decisero allora di ritornare alle loro terre seguendo una strada diversa, così da evitare il re malvagio. La stella continuò a brillare nel cielo, segnando il momento in cui il Salvatore era nato per portare amore e pace sulla terra.
cercati e denunciati. I ragazzi protagonisti dell'aggressione all'ambulante di Fiori dovranno ora rispondere dell'accaduto. Alcuni dei genitori, come è già successo in altri casi di cronaca che hanno visto protagonisti giovanissimi, hanno detto alle forze dell'ordine di non sapere più cosa fare con questi figli che hanno preso una brutta strada, ed è l'intera società di interrogarsi. L'appello che faccio ai genitori è quello di porsi la domanda se i propri figli sono in ambienti sicuri, stanno facendo sport, cultura, volontariato, o magari sono in giro per la città a bighellonare, e se sono in città con chi sono e cosa stanno facendo. Cioè non diamo per scontato che i nostri figli siano esenti da certi tipi di comportamenti, perché poi succede esattamente quello che abbiamo visto e letto oggi, cioè genitori che cadono dalle nuvole e genitori che sprofondano nella disperazione perché incapaci di gestire questo problema legato al disagio dei propri figli. Se serve aiuto alle famiglie, continua il sindaco, gli strumenti ci sono. Rivolgersi ai servizi sociali o alle associazioni di volontariato, perché ci sono gli strumenti per affrontare questo tipo di problemi, però bisogna far venire a galla il problema prima che lo facciano le forze dell'ordine. Serve investire a lunga scadenza e fare uno sforzo collettivo che coinvolga privato, sociale e pubblico, rimarca Luca Sartorato, presidente del CEIS di Treviso. Servono due grandi macro aree. La prima è l'area di prevenzione e di informazione, e che quindi questo può essere fatto nelle scuole, può essere fatto nei gruppi sportivi. Molti giovani frequentano lo sport e che quindi potrebbero essere interessati da questo scopo. Dall'altra parte va fatta anche un'azione di sostegno e di educazione alla responsabilità. Se un gruppo di giovani crea una situazione di danno, come dice il presidente nostro governatore, qualcuno deve insegnare ai giovani il concetto di responsabilità. E adesso da Roma andiamo a Pavia, dove è collegata con noi la professoressa Maria Assunta Zanetti, docente di psicologia per lo sviluppo ed educazione Università di Pavia. È rimasto con noi anche il presidente Luca Sartorato, CEIS Treviso, Servizio per le Dipendenze, Servizio di Pronta Accoglienza. Allora, professoressa, cosa ci dice? Cosa sta succedendo? Come possiamo fermare questa paura che hanno ormai i cittadini di questi ragazzini che alzano sempre di più l'asticella, perché tanto qual è il problema? Prego professoressa e grazie. Buongiorno a tutte e a tutti gli ascoltatori. Innanzitutto è un'emergenza sociale, educativa. Il tema appunto dell'educazione oggi e come si diceva, sentivo anche dai commenti precedenti, educare proprio alla responsabilità delle proprie azioni. Questo è un compito che non deve essere però solo ed esclusivamente affidato all'individuo, ma è un compito collettivo, a partire appunto dalla famiglia, a partire dalla scuola, a partire appunto da tutti i contesti di vita in cui i ragazzi sono inseriti. Tuttavia, talvolta oggi abbiamo un po' la quasi la convinzione che questi ragazzi che sono ormai molto smart, hanno una facilità nell'utilizzo ad esempio di alcuni degli strumenti tecnologici e pertanto abitano talvolta e entrano in diversi contesti in cui non c'è un controllo sociale, non c'è una moratoria sociale, si possono appunto permettere di fare qualsiasi cosa. Per cui c'è un discorso di educazione alla responsabilità e al rispetto. Un altro aspetto secondo me importante è anche che soprattutto la famiglia deve trovare nella scuola una reale alleanza educativa. Spesso invece la famiglia appunto delega alla scuola queste responsabilità che sono essenzialmente responsabilità educative genitoriali, che poi ovviamente devono essere portate avanti sia a livello appunto scolastico, a livello appunto di contesti di vita, per cui pensiamo a tutti i contesti dell'aggregazione, a partire appunto dagli oratori, a partire dai centri sportivi. Ecco, la dimensione dello sport è oggi un aspetto molto importante, anche prima appunto si diceva cosa fanno questi ragazzi? Spesso il tempo di questi ragazzi, soprattutto nella fase di transizione dall'infanzia all'adolescenza, dove cominciano ad assumere diciamo una maggiore possibilità di
muoversi, di emancipazione dagli adulti sotto appunto un controllo stretto, entrano in contatto con delle realtà che sono realtà anomiche, cioè vale a dire senza regole. E rimanere invece all'interno di contesti quali quelli sportivi, quali quelli oratoriali, quali quelli appunto del volontariato potrebbe essere secondo me un fattore di protezione. Lei ha ragione, professoressa, però io l'ho vissuto di persona quando sono entrata in questa stanza dove c'erano questi giudici, donne, e quando io ho detto ma perché non li facciamo fare sport a questi ragazzini invece di vederli a portare la borsa della spesa, che non concludo niente, professoressa, non so per quanto tempo lo dirò sta storia, io un banco solidale faccio questo, cioè non vedo risultato, chi se ne frega della borsa della spesa. E la risposta è stata, ma la legge proibisce questo, non si può un minore obbligarlo a fare sport se non vuole. Capisce, professoressa, che sono rimasta con le spalle al muro? E sa cosa ho fatto? Ho detto scusi, ho sbagliato stanza, forse non era questo il posto che dovevo. No, perché capisce, io ti faccio una proposta, visto che ho la fortuna di conoscere, anche grazie alle telecamere, tante società sportive, tutte quante anche disposte ad accogliere, a fare, e poi ti senti dire purtroppo la legge non è così. Io non posso obbligare il ragazzo che non vuole fare sport a fare qualsiasi disciplina sportiva. Però ho detto, lei lo obbliga a portare la borsa della spesa, a venire da me. È un obbligo perché deve farlo. Oppure a portare il diversamente giovane a spasso, poi trovo il ragazzo da una parte e il nonno in carrozzina da un'altra. Perché bisogna vedere anche con chi hai a che fare. Capisce che non ci siamo proprio? Perché giustamente il giudice applica la legge. Se la legge dice che tu non puoi obbligare il ragazzo che non vuole a fare sport, tu non lo puoi fare. Presidente Sartorato. Allora entriamo in un campo abbastanza complesso, nel senso che è chiaro che l'indirizzo di una società civile dovrebbe andare verso la strada suggerita. Allora, le stiamo dicendo più di una possibile soluzione nel tuo studio. Allora, la dottoressa prima sottolineava il bisogno degli oratori. Che cosa sono gli oratori che negli anni 70-80 hanno così occupato il tempo di molti giovani e oggi diventano dei centri di aggregazione? Allora, perché anziché lasciare che i giovani siano a bighellonare in giro per la città, non si creano dei centri di aggregazione? Dei luoghi dove i giovani possono trovare quello che interessa a loro, senza per questo spendere il tempo in cose banali, inutili, tipo buttare per terra, sporcare o creare situazioni di alcolismo in giro per le panchine. Però bisogna credere che l'investire in questo sia una cosa che ha un suo significato, perché allora creiamo i centri di aggregazione, creiamo i percorsi perché gli allenatori che si occupano di sport abbiano anche un sistema educativo di riferimento e quindi facciamo della formazione anche per quanto riguarda gli spazi legati allo sport. Facciamo delle attività nel post orario scolastico che coinvolgano in maniera intelligente, sana e saggia il mondo giovanile, anziché lasciarlo a casa, magari da solo, ad affrontare quello che è lo spazio e il tempo. Allora facciamole queste cose, perché in realtà non costano tantissimo, anzi spesso e volentieri le reazioni costano molto di più. Sì, è vero Presidente, però è anche vero che se io non sono cresciuto, educato a fare questi percorsi perché me ne frego, perché mi attira di più la droga, mi attira di più l'alcol, mi attira di più fare a cazzotti perché mi piace da morire, avete visto le immagini, cioè a loro piace tantissimo, eppure possiamo farglielo fare anche con lo sport, se gli piace, ecco qua, vieni. Capisce che non ci siamo proprio, Presidente, perché io devo essere accompagnato, è inutile... Lei è responsabile di strutture importanti, sono il CEIS. Lei capisce che quando io esco dalla sua struttura, per quanto lei e tutta la sua squadra abbia fatto il meglio, se non c'è qualcuno che mi tende la mano quando esco, dietro l'angolo subito il nemico che mi sta aspettando e mi propone di tutto e di più, e io non so cosa fare, dove vado,
con chi vado, già sono etichettato, prima cosa. Già sono etichettato. Ecco, professoressa, cosa dice? Forse dovremmo essere noi anche che tendiamo la mano e non etichettare questi ragazzi solo perché magari hanno sbagliato anche una volta, di cercare di accompagnarli in percorsi rieducativi, perché gli oratori, dove sono gli oratori? Chi ha la fortuna di averli? No, ci sono, se mi spiegate dove sono e dove andiamo a trovarli, e non abbiamo neanche più preti, non abbiamo più suore, hanno eliminato anche le suore dalle RSA, cioè quello che funzionava è stato tolto, non si sa il perché, ma funziona così adesso e siamo tutti nel vuoto sociale. Pensi, dottoressa, devo correre purtroppo perché il tempo è tiranno. Questa mattina, prima di entrare in trasmissione, mi ha chiamato una signora che ci sta guardando, Maria Pia, di 81 anni, disperata, perché è stata portata in ospedale, dove è stata chiusa, lei dice, in una stanza per 20 giorni da sola, impaurita da morire. Quando è tornata a casa ha trovato la casa quasi svaligiata, ha paura di ritornare all'ospedale, che qualcuno la porti ancora via, e dice: io sono brava, so fare di tutto, perfino la meccanica Mirella, e piangeva e diceva: adesso cosa faccio? Io scappo di casa al mattino perché ho paura che qualcuno mi venga a prendere. Capisce, professoressa, che non ci siamo proprio, proprio non ci siamo. Non ci siamo perché non solo non ascoltiamo questi ragazzini che meriterebbero di essere ascoltati, chissà che creatività avranno, magari noi non sappiamo neppure, e abbiamo relegato queste persone che ci hanno fatto diventare grandi, isolate, nessuno le va a trovare, nessuno le ascolta, si impauriscono sempre di più. Prego, professoressa. Beh, sicuramente c'è un discorso anche di trasmissione di valori, perché questo discorso appunto del creare anche continuità all'interno delle generazioni, non delle fratture, aiuta sicuramente a diventare anche più responsabili. Un altro aspetto secondo me che deve essere sottolineato oggi, che come ho già anticipato prima, viviamo in un contesto in cui io dico sempre c'è una sorta di anestesia etica talvolta che mettiamo in atto davanti ad alcuni comportamenti, per cui adottiamo quelli che vengono chiamati tutta una serie di comportamenti di disimpegno morale che ci mettono nella condizione di lenire un po' i sensi di colpa. E questi nostri ragazzi, ad esempio, uno degli aspetti sui quali appunto sarebbe importante lavorare è sulla gestione anche delle emozioni. Spesso tutti i loro agiti sono agiti in cui noi abbiamo delle espressioni di rabbia non controllata. Invece la rabbia è un'emozione che deve essere, che sperimentiamo, ma che deve essere canalizzata e controllata, e questo porta pertanto poi ad adottare comportamenti che vengono legittimati dal contesto. Accanto a questo dobbiamo anche tenere conto che spesso appunto noi abbiamo, come dicevo prima, un'assenza anche di controllo sociale da parte appunto degli adulti. C'è una fragilità anche adulta, perché noi parliamo oggi di disagio adolescenziale, ma è un disagio che è anche generato dal fatto che non abbiamo spesso degli adulti che sono capaci di ricoprire questo ruolo di adulto, per cui adulto che deve anche tollerare il conflitto con gli adolescenti. Oggi un altro tema, no? Che spesso noi osserviamo, tutti noi adulti abbiamo memoria della nostra adolescenza. L'adolescenza è stato rappresentato quel momento di transizione dall'essere dipendenti al cominciare a diventare autonomi e cominciare appunto anche a mettere in discussione le figure genitoriali, le figure adulte, attraverso anche dei conflitti agiti. Perfetto, professoressa, però adesso io le faccio vedere un altro video girato recentissimamente di questo uomo che è stato veramente pestato da questi ragazzini. Andiamo a vedere, andiamo a Padova. Spero vengano puniti adeguatamente per una cosa che veramente poteva sfociare in una tragedia. Poi per il resto cosa vi devo dire? Scenderò da casa e tornerò a casa meno tranquillo, perché adesso so che
la possibilità di subire questo tipo di aggressioni accade anche sotto casa propria, dove ci si sente al sicuro. L'occhio sinistro tumefatto, botte visibili al volto, alla voce pacata che nasconde la profonda sofferenza fisica e interiore Andrea Nicoletto, il 50enne residente a Camin, pestato a sangue sabato sera da 2 ragazzi minorenni. Li aveva visti armeggiare sulla porta d'ingresso del condominio e li aveva affrontati e convinti ad allontanarsi. Loro avevano iniziato a offenderlo e lo avevano sfidato di nuovo. Alla minaccia di denunciarli, l'esplosione di una rabbia incontenibile. Quando ho girato l'angolo, il ragazzo con la giacca bianca mi ha sferrato il primo pugno e distinto avrei risposto, però sapendo le implicazioni ho preferito cercare di immobilizzarlo e l'ho stretto, diciamo, attorno. Uno degli altri del gruppo mi è arrivato alle spalle e mi ha trascinato a terra. Una volta arrivato a terra ho perso gli occhiali e lì ho pensato solo a ripararmi la testa, anche perché i calci purtroppo che mi hanno tirato erano tutti rivolti lì. Io credo che il fatto che il bersaglio fosse quello mi fa venire il dubbio su quale sia il senso della cosa. Era punire o era ferire anche a morte? Dolore per l'aggressione, dolore anche per l'indifferenza. Se mia moglie non fosse uscita dal balcone e non avesse gridato, ho chiamato i carabinieri, non so come sarebbe finita la cosa. Nessuna ferita grave per fortuna, l'ematoma al volto e le botte fanno male, a fare ancora più male allo spirito. Uno dei papà ha inviato un messaggio di scuse in queste ore. Mi scrive che suo figlio si è reso conto del fatto che è stata un'azione molto grave e che loro prenderanno tutte le possibili precauzioni perché queste cose non vadano a ripetersi. Però lascia il tempo che trova. Sul fatto stanno indagando carabinieri e polizia dopo che Andrea Nicoletto ha presentato denuncia. Uno dei coinvolti è stato identificato. Gli investigatori sono al lavoro per dare un nome anche al secondo. Una rabbia brutale quella degli aggressori. Non sembravano neanche ragazzi sostanzialmente, sembravano veramente degli adulti rabbiosi. Non ho capito. E comunque mi dice mia moglie, che era poi fuori quando ha interrotto l'aggressione, che il resto del gruppo era nell'angolo della siepe, erano tutti fuori che guardavano, magari avevano anche fatto qualche filmato o postato. Certo che anche da parte loro il fatto di capire che questa cosa qui può degenerare in una tragedia non esiste, cioè era uno spettacolo. Presidente Sartorato, vogliamo fermarli sti ragazzini o continuiamo a parlare, a vedere queste immagini, a sentire che il genitore è pentito, che cercherà di rimediare? Ma io vorrei capire anche la politica, se ha intenzione anche lei di alzare l'asticella e di capire che ci sono delle regole e dei comportamenti che non si possono superare e vanno assolutamente fermati. Ma oltre a parlare dello spazio, parlate di questo quando vi trovate o siamo solo noi che ne parliamo? Presidente. Allora, innanzitutto credo che sia un bel servizio che determini anche una lucidità nel rappresentare il fatto che è accaduto. Allora, in primis mi sento di dire tutta la nostra vicinanza quando si subiscono delle violenze di natura fisica, oltre che verbali, vanno condannate sempre. Vanno condannate sempre. Nei villaggi preistorici, all'ingresso del villaggio c'erano delle pietre in cui venivano segnate delle regole di convivenza. Allora, se questa cosa capita nel Medioevo, dove si mettevano d'accordo sulle regole di convivenza nei villaggi, cioè nelle aggregazioni delle persone, non capisco come possa essere che nel 2025 non ci siano delle situazioni con le quali tu non rispetti le regole, rispetto a questo tu avrai delle responsabilità, si diceva quest'estate, delle responsabilità, e quindi io ti educo ad assumerti le tue responsabilità. Tu dai un calcio in testa a una persona, commetti un reato, questo reato ha delle sanzioni. Il tema è: possiamo continuare a dire che questa cosa ci scandalizza, eccetera, eccetera, oppure utilizziamo gli strumenti che abbiamo a disposizione, videocamere e quant'altro, e decidiamo che di fronte a certe situazioni, a certe trasgressioni, non si può far finta di non vedere. Allora, questa cosa capita molto spesso nelle comunità terapeutiche di cui io sono responsabile. Ci sono tutta una serie di regole con le quali di convivenza vanno rispettate,
e se non si rispettano ci sono delle responsabilità che vanno messe in campo. Allora, se queste cose funzionano, evidentemente nel giro in una città bisogna anche fare in modo che la repressione che viene fatta come sistema educativo abbia di per sé una ricaduta veritiera, cioè se tu picchi delle persone questa cosa non si può fare e di conseguenza se lo fai ti assumi la responsabilità civile e penale di quello che hai fatto. Nessun problema. Dottoressa, prego. Sono completamente d'accordo con quanto stava dicendo il dottor Sartorato e sono convinta appunto che il lavoro da fare e gli strumenti noi li abbiamo, perché lei prima diceva cosa fa la politica. Ad esempio c'è tutto un aspetto sulla giustizia riparativa e non solo punitiva, sono tutte delle misure che oggi vengono utilizzate proprio per aiutare questi giovani che arrivano appunto a diventare degli autori di reato, perché questi sono dei reati che vanno a ledere diciamo, l'incolumità della persona, ma anche tutto l'aspetto della dignità, l'aspetto psicologico, perché tutte queste aggressioni alle persone, alle cose, perché pensiamo che tutti gli atti di vandalismo spesso vanno proprio nella condizione di divertirsi, perché anche in questo caso diceva appunto che nell'intervista i 2 ragazzi che hanno inferito nei suoi confronti erano però in un certo senso spalleggiati da un gruppo di quelli che sono gli spettatori, no? Gli spettatori che non intervengono, e questo vuol dire proprio come vuol dire mettere in atto una sorta, diciamo, di interruttore della propria coscienza morale, perché se io vedo una persona in difficoltà, la prima cosa che le persone dovrebbero fare è quella appunto di entrare in una dimensione di aiuto e di interruzione. Mi scusi dottoressa, ma siamo sicuri che questa giustizia riparativa funzioni? Io ho delle esperienze che stanno cercando appunto di dare appunto dei frutti positivi. Questo lo vedo all'interno appunto di alcuni percorsi che vengono fatti conosco delle realtà sulla città di Pavia, in cui ci sono gruppi di educatori e di psicologi che lavorano proprio per aiutare a questi ragazzi a prendere consapevolezza. La giustizia riparativa va proprio in questa direzione, dell'aumentare il livello appunto di consapevolezza. Ho partecipato a questi corsi perché mi piace conoscere, mi piace capire. Però sono rimasta un po' delusa, glielo dico sinceramente, forse non ero a Pavia, ero da un'altra parte, però quando uscivo da queste riunioni ero proprio delusa perché non mi lasciavano niente e vedevo queste persone che forse avevano più bisogno loro di essere ascoltate che di ascoltare. Ma infatti la giustizia riparativa parte proprio dalla prospettiva che tu devi aiutare l'altro ascoltandolo a rielaborare quanto è stato commesso. Ma è qua che io voglio capire, perché alla fine io alzavo la mano e dicevo scusate, io non ho capito niente a questi educatori di quello che avete detto. E poi io avevo il coraggio di dirlo, però vedevo che a fianco a me erano tutti uguali a me, perché parlavano troppo complicato, non si riusciva a capire cosa volevano dire portando degli esempi che non capivamo. Capisce che, dottoressa, c'è tanto da lavorare, perché mica tutti sono bravi perché fanno quel lavoro là. Dobbiamo anche capire i ruoli fondamentali, la preparazione veramente di saper ascoltare e dialogare, perché non è che possiamo mettere chiunque perché ha quel titolo di studio, ha fatto quel percorso a fare la giustizia riparativa. E io non devo essere fortunato ad avere lei, dottoressa, o essere a Pavia. Io devo essere fortunato che qualcuno mi ascolti e riuscire a capire come fare per iniziare un percorso nuovo. Questo dico io, dottoressa, capito? Non è che io giudico tutto, ma dico, io che ho partecipato, sfortunatamente sono rimasta veramente delusa
perché vedevo che poi alla fine queste persone non erano felici e tranquille, e molte non partecipavano. Si fanno vari percorsi, il primo percorso c'erano, poi non le ho più viste, perché si erano annoiate, non erano state ascoltate, non avevano parlato. La giustizia riparativa però presuppone che ci sia una sorta, diciamo, di presa di impegno da parte appunto della persona che in questo caso deve riparare, e questo lavoro è un lavoro che viene fatto attraverso proprio una negoziazione di regole, come si diceva prima, che devono essere ripristinate. Ecco, questo è un aspetto importante. Sentiamo Sartorato, prego Sartorato. Allora, io mi trovo un po' a disagio, nel senso che ho speso e sto spendendo una vita sull'idea delle seconde, le terze, le quarte, le quinte occasioni. Quindi se tu chiedi a me, sei convinto che queste cose servano, la mia risposta sarà certamente sì. Nel senso che tutte le situazioni dove c'è una presa di coscienza e poi un'idea di riabilitarsi vanno prese in considerazione, e abbiamo l'obbligo di accompagnare ed aiutare le persone. Poi è ovvio che non tutte le cose vengano sempre bene, nel senso che ci sono persone che ci lavorano, che si impegnano, a volte ci sono anche persone che fanno un mestiere solo perché non hanno altro da fare, per cui a volte possono capitare anche delle situazioni in cui gli specialisti, i professionisti non sono sempre attenti, ma non per questo si può evitare di impegnarsi, di credere. Prima si diceva con l'altro interlocutore che la prima cosa è riconoscere il diritto alla persona di essere al centro di tutte le nostre attenzioni, e quindi anche nelle segnalazioni dei poco professionisti si fanno le segnalazioni che vanno fatte. Non per questo non si smette di credere nelle persone, non si smette di credere nelle seconde opportunità, nelle terze opportunità, nelle quarte opportunità. Detto questo, io volevo tornare un po' a un argomento di prima, perché poi scorriamo velocemente nelle ipotesi, nelle soluzioni, e invece a volte bisogna anche fermarsi. Il Comune di Casier, 10 anni fa, ha istituito un centro di aggregazione che serviva esattamente per fare in modo che le persone, soprattutto minori, e si lavorava a suo tempo e si lavora oggi con minori legati alle elementari, legati alle scuole medie, per fare vera inclusione, per fare vera educazione del territorio, per fare vero accompagnamento allo studio. Allora ci sono delle situazioni dove c'è un impegno sociale che merita di essere sottolineato, e io oggi mi trovo qui a sottolinearti che ci sono delle esperienze comprovate che funzionano. Ci mancherebbe anche che non ci fossero, Presidente. Bisogna crederci, bisogna crederci. Ma io non devo essere fortunato, come ripeto, ad avere quello che mi aspetta di diritto, perché devo avere le persone competenti che mi aiutino a fare questo, perché se mi annoio capisci bene che io seconda volta non ci torno. Certo. E io non lo devo annoiare la prima volta, lo devo coinvolgere, lo devo stimolare, lo devo emozionare. Questo a mio avviso non ho sentito, sarà che io sbaglio, però io dico, ho il coraggio di dire quello che penso. Il problema è che come me poi la pensavano anche gli altri che però non avevano il coraggio di dirlo. Ecco, questo mi ha spaventato, il coraggio di parlare. Non c'era il coraggio di parlare. Allora andiamo a vedere aggressioni e spaccio. Andiamo a Venezia. Adesso dovrebbe partire. È una Mestre Marghera violenta, quella che si risveglia nel sangue del fine settimana appena trascorso, con la raffica di aggressioni e accoltellamenti tra bande di nordafricani. Al centro del contendere lo spaccio di droga e la spartizione del territorio. Domenica a Marghera, alle prime luci dell'alba, le impressionanti tracce ematiche della violenta aggressione lungo la strada vicino al cimitero, scoperte dai passanti. Si è rischiato un bagno di sangue con almeno 2 se non più feriti, così dalle telecamere di videosorveglianza, perché nessuno tra loro risulta si sia recato in ospedale per chiedere aiuto.
Ancora ricoverato all'Angelo, invece, dopo il delicatissimo intervento, l'aggredito poco prima a Mestre nella notte tra sabato e domenica, tra le vie Vespucci e la rotonda Tina Anselmi, parallela del quartiere Pertini. Ed è stato ritrovato qui, riverso a terra, agonizzante, in una pozza di sangue, il 24enne tunisino accoltellato in diverse parti del corpo per un regolamento di conti. Pare tutto sia iniziato all'interno di questa casa abbandonata a Marghera, sempre nei paraggi del cimitero, casa diroccata, come si evince dalle immagini di Marghera 2.0, in apparenza in disuso, ma nella realtà molto frequentata, così da fonti investigative, nascondiglio e rifugio di sbandati spacciatori e tossicodipendenti che la utilizzano come base per spaccio e consumo di droghe. Allora abbiamo Livio da Padova. Ciao Livio. Miella, ciao, saluto i tuoi ospiti. Per i ragazzi che hanno massacrato di botte a Camin per le residenti in un condominio, dovrebbero essere processati una volta che sono identificati, perché sono dei delinquenti quelli, sono delinquenti. E questo dovrebbero fare senza sentire i genitori, eccetera. E poi un'altra cosa desolante, la gente che ha visto se ne fregava, non chiamava le forze dell'ordine. Questo è il punto in cui siamo arrivati. Ti saluto. Grazie caro Livio. Dottoressa, cosa dice, come commenta? Quello che dicevo prima, appunto, questa indifferenza degli adulti, perché quelli che hanno visto, oltre ai ragazzi, magari c'erano anche degli adulti che rimangono appunto chiusi nel loro mondo e dicono io non mi impiccio, però come si diceva prima magari hanno video registrato, sono diventati loro hanno messo magari in rete questa aggressione per diventare loro dei protagonisti, perché c'è tutto un altro aspetto, che questa violenza agita è una violenza che viene spesso appunto anche spettacolarizzata perché pensiamo che spesso questa violenza è la mutuazione, ad esempio, di tutto quello che viene agito all'interno dei videogiochi. Non sono qua per andare a demonizzare i videogiochi tout court, però sicuramente molti videogiochi istigano alla violenza e mettono appunto anche la persona nella condizione di pensare che quello sia tutto un gioco. Non è un gioco, la realtà è una realtà appunto che porta anche a creare queste situazioni di sofferenza che diventano poi anche molto invalidanti. Dottoressa, lo chiedo anche al Presidente Sartorato, ma non è che il cittadino ha paura ormai, perché sono riusciti ad alzare talmente l'asticella? Questi ragazzi girano coi coltelli, ad esempio, quasi tutti, io mi sono informata, quasi tutti e non hanno coltellini, hanno dei veri coltelli. E perciò, vedendo anche i giornali, i telegiornali, il cittadino ha paura. Non tutti hanno la forza di reagire e di dire ma sono ragazzini, vediamo chi la vince. Questo signore, come ha sentito lei, ha cercato anche di capire ed è stato pestato a sangue, perché siccome io l'ho provata l'aggressione di 7 ragazzini e mi sono messa davanti alla porta per non farli uscire e mi è andata bene perché sono scivolata ma ne ho tagliato tutto il braccio perché avevano i coltelli, però io non accettavo che dei ragazzini, che potevo essere sua mamma, mi fermassero e mi colpissero, cioè non volevo capire fin dove arrivavano e ho visto dove arrivavano. Allora in quel momento, dottoressa, come ha detto questo uomo che ha provato, perché io l'ho provata, 7, non hai un ragazzino di fronte, hai degli occhi talmente gelidi, talmente, perché io li fissavo negli occhi questi ragazzini, erano ragazzini, dottoressa, che mi facevano paura. Cioè in quel momento tu non eri una persona, eri un qualcosa da depredare, da colpire perché volevi fermarli, perciò non eri di sesso femminile o di tu eri un qualcosa da colpire perché li stavi fermando, un oggetto nelle loro mani da togliere. Capisce che faccio fatica a capire dove può arrivare allora
la voglia di farsi giustizia, perché questi ti danno una coltellata e se colpiscono ti lasciano secco, non c'è niente da fare, un pugno, l'abbiamo visto, il pugno, famoso pugno. Allora, dottoressa, cosa deve fare questa persona che non si sente più protetta? La legge non lo protegge, arrivano in casa tua e tu devi stare fermo, perché se fai qualcosa riesci magari anche a passare dalla parte del torto, questa legittima difesa che non si capisce come funziona. E loro lo sanno, dottoressa, sanno che per loro non ci sarà problema, perché tanto cosa possono farmi? Sono minore, sono più svegli di quello che pensiamo, ma molto più svegli, sanno benissimo le regole del gioco, tanto è vero che se ne fregano anche delle forze dell'ordine, gli sputano in faccia, entrano nelle caserme con una boria, una spavalderia, un'arroganza che veramente io li ho visti, dottoressa, quando ho sentito il poliziotto che diceva a questa ragazzina guarda che ho chiamato i tuoi genitori e lei ha detto chi se ne frega, che vengano pure, qual è il problema? È il problema per voi? Capisce, dottoressa, che faccio fatica a capire che qualcuno non vuole fermarli, dottoressa, che qualcuno non vuole fermarli, sti ragazzini? Ma siamo tutti fuori di testa? Prego. È un problema di responsabilità degli adulti, i genitori di questi ragazzi, per cui forse abbiamo troppo delegato o abbiamo troppo lasciato crescere in anticipo, abbiamo troppo adultizzato questi ragazzi che si sentono, soprattutto nella fase di transizione dalla preadolescenza all'adolescenza, onnipotenti. Per cui e pensano appunto di avere questo potere che gli viene dato ovviamente dalla crescita, dal fatto appunto che sono nel pieno momento del vigore, di poter permettersi di sopraffare gli altri. Qui è proprio un discorso però alla base, questi ragazzi non sono nati così, sono diventati così, perché forse non abbiamo presidiato come adulti, genitori, insegnanti, educatori, non abbiamo presidiato il contesto di crescita di questi ragazzi. Per cui diventa anche importante, ad esempio, creare delle reti tra scuola, famiglia e contesti giovanili, educativi, aggregativi, in modo tale che se la famiglia, il genitore è sprovvisto, non ha gli strumenti, può essere supportato da altri adulti competenti. E, altro aspetto, dobbiamo metterli nella consapevolezza, e questo la giustizia riparativa lo porta, al fatto appunto che devono sentirsi responsabili e risarcire il danno che hanno fatto, risarcire non solo in modo materiale, pecuniario, ma risarcire proprio con la consapevolezza di mettersi in una dimensione che è la dimensione appunto della vera riparazione. Questo secondo me è un aspetto importante e come dico, come adulti, come tutti adulti, abbiamo questa responsabilità. Io sono in un contesto formativo, insegno degli studenti che diventeranno dei futuri psicologi e mi occupo di proporre loro la possibilità di andare a intercettare prima che si verifichino queste situazioni dei segnali, perché ci sono tutta una serie di segnali che noi possiamo intercettare precocemente per far sì che il disagio non si conclami in situazioni appunto così pervasive. Andiamo a vedere anche questo arresto di questo 17enne per droga, andiamo a Treviso. Lo stavano tenendo d'occhio da tempo, controllavano i suoi spostamenti, fino alla mattina del 31 ottobre, quando i carabinieri di Castelfranco si sono presentati nell'abitazione del 17enne. Il giovane da tempo era sospettato di spacciare stupefacenti nel centro di Castelfranco a giovanissimi acquirenti. Siamo partiti proprio dai minorenni, che anche ragazzi di 14-15 anni che hanno fatto uso di stupefacente, e attraverso di loro siamo poi arrivati al
al responsabile di questa attività di spaccio. Il pusher minorenne con precedenti di polizia specifici è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dagli acquirenti siamo poi risaliti alla fonte e hanno poi raccolto tutta una serie di dati che hanno consentito di avere questo provvedimento di perquisizione, all'esito della quale è stata trovata la droga in casa del ragazzo. La perquisizione è stata effettuata dai militari dell'Arma di Castelfranco assieme a 2 unità cinofile del Nucleo Carabinieri Cinofili di Torreglia. In casa è stato trovato un ingente quantitativo di stupefacenti, oltre al materiale utile per lo spaccio al dettaglio, ovvero 483 grammi di hashish, 3 grammi di cocaina, 2 bilancini di precisione e la somma di 3.000 euro in contanti, frutto verosimilmente della vendita delle dosi. Il giovane è stato prima tradotto presso il centro di prima accoglienza di Treviso, poi, arresto convalidato, è stato affidato ad una comunità in attesa del processo. Un fenomeno, quello dei minori coinvolti in reati anche gravi, che preoccupa. Probabilmente c'è una minore percezione del gesto criminale che viene messo in atto e anche la presunzione forse di non trovare la giusta punibilità. In realtà il processo minorile fa il suo corso e alla fine le condanne sono come quelle per gli adulti. Presidente Sartorato, come commenta questa valanga di sostanze stupefacenti che voi non avete idea quanta ne gira, anche sempre più pericolosa, molto sintetica? Prego. Sì, ne gira molta anche di sintetica sulle quali le azioni e le reazioni sono anche non conosciute, e quindi diventa estremamente pericoloso, tra l'altro anche a un costo relativamente accessibile. Quindi siamo in un problema con l'abuso di sostanze? Sì. Siamo in un futuro preoccupante per l'abuso di sostanze? Sì. I giovani sono l'elemento più fragile della nostra società, li stiamo tutelando perché appunto essendo facili da trovare con costi bassi e avendo anche degli effetti molto vicini a ciò che loro desiderano come forma di evasione, è chiaro che il problema è molto presente ed è molto grave. Bisogna che relativamente a questo le famiglie, in primis i genitori, stiano attenti ai segnali che i ragazzi quando tornano a casa e quindi entrano nel contesto sociale e familiare stiano con le antenne alte. Ad esempio dei segnali quali possono essere, Presidente? Possono essere svariati. Adesso il rischio è quello che poi noi diamo degli allarmi. Vabbè, però diciamo qualcosa, perché qua questi genitori che anche a svegliarsi, stiamo a svegliatevi se siete in ascolto, certo, qualcosa. Certo, allora l'aspetto del costo. Le sostanze costano soldi, quindi il dispendio economico è una delle cose che si possono osservare. Alcuni aspetti collaterali sono anche i disturbi alimentari, quindi attenzione a situazioni di questo tipo. Quindi abbiamo detto costi, sbalzi di umore, situazioni di alterazione della percezione della realtà, quindi voi con figli li conoscete. Voi sapete chi sono e quindi quando ci sono dei comportamenti che non sono normati da un'educazione che avete insegnato, ecco, attenzione perché probabilmente qualche segnale lo danno. Il non rispetto delle regole, le situazioni che possono essere legate a un abbigliamento particolare piuttosto che un altro, agli amici che frequentano, invitate gli amici dei vostri figli a casa vostra, così avete anche modo di sapere quali sono le persone che frequentano i vostri figli. Interessatevi ai vostri figli. Siete a casa poco tempo perché molto tempo lo spendete al lavoro per poter fare equilibrare le famiglie, quel tempo che passate a casa osservate bene i vostri figli, ripeto, invitate alla vostra casa gli amici dei vostri figli, stiate con lo sguardo vigile, siete i primi educatori dei vostri figli. È chiaro che poi possiamo fare appello a tutti gli altri enti istituzionali della società, ma i primi responsabili dell'educazione e del rispetto delle regole sono gli genitori. Quindi l'appello è questo: state vigili, perché la situazione, il contesto sociale che viviamo è un contesto sociale importante e complesso, non siete spesso preparati ad affrontarlo, chiedete aiuto,
da una parte chi è deputato a dare aiuto, faremo tutto ciò che riteniamo possibile per convincere tutto il contesto sociale che stiamo vivendo un momento difficile con i giovani, d'altra parte voi alzate la mano, ma la prima cosa che potete fare è educare i vostri figli al rispetto delle regole, cominciate a farlo all'interno delle vostre quattro mura. E adesso vi porto a Venezia, andiamo a vedere l'ULSS 3, ludopatia. Qui c'è una raccolta di 5 miliardi di euro, di cui 1.200 euro di spesa pro capite. Quindi io e lei spendiamo, anche se non giochiamo, 1.200 euro. Immagini il volume di affari e di denaro. Sempre più persone vittime del gioco d'azzardo, con numeri importanti anche in Veneto. Per questo l'ULSS 3 ha messo in campo un innovativo progetto di formazione rivolto a 5.000 gestori di sale da gioco perché riescano a intercettare le situazioni più gravi e da lì aiutare a intraprendere un percorso. Chi meglio di chi gestisce le sale da gioco entra per primo in contatto con il giocatore. Credo quindi che il fatto di mettere a disposizione dei professionisti che spieghino, diano delle informazioni di base alle persone che poi si trovano ad avere di fronte il giocatore sia un elemento di grande novità, e anche lo stesso corso che viene fatto in maniera per agevolare anche gli stessi gestori delle case da gioco, che viene fatto in parte online in webinar, sia, come dire, pensato proprio perché ci sia un'adesione più ampia possibile. Il corso è obbligatorio secondo direttiva regionale, costa 100 euro, chi non lo farà sarà sanzionato. Il primo anno la formazione per gli esercenti, i 2 seguenti per i dipendenti. L'impegno nostro è a 360 gradi dai giovani che sono probabilmente anche i più interessati al gioco online, visto l'aumento esponenziale che è stato registrato negli ultimi anni. Parliamo di circa 85 miliardi su scala nazionale contro i 65 del gioco, diciamo, nelle sale da gioco, quindi è un fenomeno in netta crescita e che stiamo registrando anche nella nostra azienda sanitaria. Fondamentale capire i segnali. Quando c'è un disturbo di dipendenza, che sia gioco d'azzardo, di gaming o di sostanze, c'è proprio una trasformazione della personalità, cioè nel senso che è di comportamento. Il ragazzo o la ragazza diventa più nervoso, dorme di meno, ha più problemi di reggere la conversazione, la frustrazione, frequenta meno scuola, passa più tempo fuori, cioè sono tutta una serie di indicatori che devono mettere, come dire, non dico proprio in allarme, però in qualche modo di attivare la propria attenzione. Allora sentiamo come lo commenta la dottoressa Maria Assunta Zanetti. Ecco, questi ragazzi io veramente mi fanno pena, dottoressa, perché hanno i nemici dietro gli angoli, di tutto e di più. Ecco, offrono di tutto e di più questi nemici e nessuno ferma i nemici, poco, anzi. Prego, dottoressa. Allora, per quanto riguarda questo discorso delle dipendenze da gioco, il gambling, il gioco d'azzardo, anche qui è sempre appunto un modello che viene proposto e anche qui non c'è, perché questi ragazzi, come si diceva, ci sono tutta una serie di segnali, no? Sia nel caso delle dipendenze che nel caso appunto del gioco d'azzardo, che un genitore non può non considerare, per cui diventa davvero importante, se vogliamo aiutare questi ragazzi e queste ragazze a vivere la loro età in modo appunto consapevole e che non sia così autolesionistico, perché poi tutti questi comportamenti hanno poi delle ripercussioni sulla qualità di vita delle persone, sono persone che poi entrano necessariamente in circuiti che sono di marginalità e diventa sempre più difficile uscirne, per cui laddove appunto ci sono degli interventi come questo che viene proposto appunto del lavorare sulla formazione degli operatori delle case, dei servizi, insomma delle strutture del gioco, operare sulla consapevolezza dei rischi che sono connessi a questo. Certo, io però dico, il primo, noi abbiamo questo gioco d'azzardo
che dobbiamo appunto cercare di contrastare, però abbiamo uno Stato appunto che il gratta e vinci e altre forme di questo genere le porta avanti, e forse dovremmo appunto anche in questo caso giocarci un ruolo non contraddittorio come adulti, come rappresentanti anche delle istituzioni. Non a caso hanno fatto anche la lotteria col nome Befana, sanno loro come fare, ci mancherebbe. Allora, io se penso che hanno proibito appunto che vengano aperte delle sale d'azzardo in prossimità delle scuole, in prossimità appunto di luoghi giovanili, e poi trovo una struttura appunto quale quella del CPS di Pavia, che di fianco, dove perciò tu hai i percorsi per togliere dalla dipendenza queste persone, hanno una sala giochi di fianco. Allora, io ringrazio veramente, grazie alla professoressa Maria Assunta Zanetti, docente di psicologia per lo sviluppo ed educazione all'Università di Pavia, di essere stata con noi veramente. Grazie. Vuole fare l'ultimo appello, professoressa? Cosa vuole dire a questi genitori, a questi nonni, a questi ragazzi e alle persone che la stanno ascoltando? Come diceva anche prima il dottor Sartorato, apriamo gli occhi e guardiamo i nostri ragazzi, guardiamoli e ascoltiamoli, oltre che guardarli, ascoltiamoli, e tutti questi cambiamenti nei comportamenti andiamo a cercare appunto di attenzionarli. Grazie, veramente grazie professoressa Maria Assunta Zanetti. Sentiamo con quale appello invece ci saluta il presidente del CEIS Luca Sartorato. Coraggio. I genitori di oggi hanno bisogno di sentirsi incoraggiati e di avere coraggio, perché le imprese di educare i figli sono in questo momento delle imprese vere e proprie, e quindi hanno bisogno di coraggio, di alzare la testa, di aprire gli occhi, l'abbiamo già detto prima, ma di alzare la testa, di sentirsi incoraggiati nell'esercizio del proprio ruolo. Dall'altra parte, dico ai giovani, trovate delle formule divertenti uguali, trovate delle formule dove l'eccitazione è presente ma che sia sana e soprattutto che sia in qualche modo correlata con qualcun altro. Se da una parte fare il palo può essere una situazione assolutamente negativa, come è successa nell'episodio delle violenze, a volte nell'abuso di sostanze avere al fianco qualcuno che in caso di aiuto chiami le ambulanze o che in qualche modo ti soccorra può essere determinante. Quindi attenzione a usare tutti gli strumenti che sono possibili per fare in modo che l'integrità della persona rimanga integrità vera. Grazie anche a Luca Sartorato, al presidente CEIS, che è stato con noi. Grazie ancora alla professoressa. Pubblicità. Presento subito questi graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza Nicoletta Piovesan, presidente Associazione Veneto Imprese Unite. Grazie Nicoletta di essere qui, è una persona alla quale io ci tengo molto, perché in prima linea ci mette la faccia, ha il coraggio di dire quello che pensa, quello che va e quello che non va, di mettersi anche in gioco, perciò grazie Nicoletta. Saluto anche, vediamo se c'è, Graziella Lazzari Peroni, presidente ANFAS. Eccola qua, ciao Graziella, anche a te grazie veramente di esserci anche tu nel pezzo, specialmente per quanto riguarda le fragilità. E saluto anche Paolo Battistini, referente Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada. Grazie veramente Battistini di essere qui. Buongiorno, per capire ecco cosa sta succedendo, perché ognuno di noi è nel pezzo, è in prima linea, sta cercando di combattere delle battaglie per la comunità,
non per noi stessi, perciò siamo quelli che veramente hanno cercato di fare degli eserciti e stanno cercando di fare degli eserciti per unire, per combattere anche quello che non c'è, che va male. Allora andiamo a sentire cosa ha detto il presidente Zaia in merito a questa raccolta di firme che abbiamo fatto anche ad Arcade per l'airbag obbligatorio ai motociclisti, con le firme che si porteranno in Europa. Andiamo a sentire. Presidente, l'iniziativa per l'airbag ai motociclisti, come la vede? Io la vedo bene, il Consiglio regionale si è già espresso anche con un ordine del giorno. Dico che è una bella iniziativa, soprattutto va nella tutela della vita, e questo è lodevole. Dopodiché deve essere l'Europa che si decida rispetto a questi temi. L'appello all'Europa è un appello sacrosanto, è giusto portarlo avanti. Andrea Dan, una giornata qui ad Arcade per parlare a 15.000 persone sulla sicurezza per i motociclisti. Sì, siamo qui per chiedere urgentemente alla Presidente della Commissione europea, la professoressa Ursula von der Leyen, le fiamme puntano a Bruxelles, quanto prima l'approvazione dell'obbligo airbag europeo per i motociclisti. Colgo l'occasione per poter ringraziare gli alpini di Arcade, l'amministrazione di Arcade e tutta la platea che oggi hanno portato le firme. Noi continueremo ad allargare questo raccolta firme, che ora come ora siamo a livello provinciale, l'allargeremo a livello regionale. Quanto prima ci sarà un'apertura in ufficio a Milano, metteremo un gazebo a Roma, ma soprattutto ci avvicineremo a Bruxelles. Quante firme avete raccolto oggi? Oggi sono oltre un centinaio di firme raccolte qui. Abbiamo già migliaia di firme raccolte e un appello lo vorrei girare subito agli europarlamentari. Attivatevi quanto prima, perché la Commissione europea deve approvare unanimemente l'obbligo dell'airbag. Do solamente due dati. Nel dati Istat nel 2003 in Italia 761 sono stati morti con la moto. A livello europeo 3.341 vittime, significa una media di 10 morti al giorno con le due ruote. Invito tutte le associazioni, le ringrazio, invito a tutti i movimenti, invito a tutte le amministrazioni comunali, avanti tutta Bruxelles, apriteci le porte e quanto prima unanimemente date obbligo dell'airbag. Ecco, come funziona questo airbag? Ci sono già in commercio degli airbag, per cui ci sono già dei gilet, ci sono già dei giubbotti. Noi abbiamo un prototipo studiato a livello americano, ci sono già alcune università, le università di Firenze e le università di Bologna che stanno studiando, ed è un airbag che va a coinvolgere totalmente la persona, con 8 airbag che partono dal seggiolino. Sono convinto che questo airbag verrà votato a livello europeo e poi verrà portato a livello mondiale. Per cui questo significa anche produzione, significa anche sviluppo, significa anche lavoro, per cui salviamo un motociclista. Sindaco, avete trovato uno spazio anche per il banchetto per la sicurezza per i motociclisti? Abbiamo fatto una cosa in corsa, ma abbiamo garantito comunque all'associazione Vittime della Strada questa mattina da mezzogiorno alle 17:30 di raccogliere firme e dare anche un messaggio forte alla platea che questa sera qui stimata tra i 12 alle 15.000 presenze, che stiamo appoggiando un'iniziativa di una legge importante che è quella di dotare i motociclisti di un airbag, e quindi la mozione da portare in Europa ad Ursula von der Leyen si propone appunto che faccia in modo che si approvi una legge europea che permetta a queste persone che vanno in moto di essere comunque anche più sicure. Ha firmato anche lei? Ho firmato anch'io e anche i miei assessori, perché per noi la sicurezza è al primo posto. Hanno firmato gli alpini, ha firmato la protezione civile. Paolo Battistetti, chi è che non ha firmato, cosa vuole dire? Allora, intanto io ringrazio
ringrazio quanti hanno firmato, perché allora si rendono consapevoli del problema, perché il problema della sicurezza stradale va visto a 360 gradi. Il problema dei motociclisti è uno dei problemi, perché è una categoria vulnerabile e purtroppo quando non sono protetti, quando purtroppo succedono incidenti e che cadono, le conseguenze sono drammatiche. Per cui ben venga, diciamo, questo airbag obbligatorio. Logicamente le tecniche devono essere avanzate. Deve essere un prodotto sicuro, perché altrimenti può creare anche dei pericoli, deve essere, diciamo, omologato. Ancora, diciamo, se è in fase di studio. Ecco, per cui ecco, noi abbiamo dato una mano ad Andrea Dan in questo campo, e faremo il possibile perché venga portata all'Unione Europea, diciamo, questa obbligatorietà. Si basti pensare che anche i 14enni ormai è obbligatorio il casco per di utenti. È assurdo non rendere obbligatorio anche un sistema di protezione della schiena. Ci sono dei sistemi di schienali, di paraschiena anche per i 14enni, per i 15enni che vanno per la prima volta in motorino, e questo è assurdo. E quindi ecco, sono tutte, diciamo, caratteristiche, tutte situazioni che vanno a salvare delle vite umane. Al Presidente Luca Zaia cosa vuole dire, visto che veramente ha esaltato un po' anche questa iniziativa, ha detto veramente una cosa lodevole? Sì, beh, da parte delle istituzioni devono essere le prime che portano avanti questi diciamo, proposte, perché abbiamo bisogno delle istituzioni, si devono rendere conto, perché hanno loro il coltello dalla parte del manico, che devono avanzare proposte e così via. Per cui ecco, già al Consiglio regionale anni fa c'è stata una mozione per diciamo, sollecitare i governi a introdurre anche, diciamo, un sistema di agevolazione a comprare queste diciamo, soluzioni tecniche. E per cui, ecco, anche la firma del Presidente Battistini? Sì, adesso a livello regionale, adesso sono state raccolte queste firme, io sono un po' al di fuori di questa cosa, perché è un po' la nostra Presidente che si era mossa in questo senso e così via. Chiederemo anche la Giuseppina Cassaniti. Ecco, quindi ecco, coinvolgeremo sia la Regione Veneto, ma anche tutto lo Stato, tutto il governo. Sappiamo che è appena dato in vigore il codice stradale, molte riforme sono demandate a dei decreti legislativi, scusate, ecco, e per cui ecco, è una cosa che potremmo introdurre in questi decreti, ecco, perché deve essere migliorata anche la riforma del codice della strada. Quante firme sono state raccolte? Andrea Dan diceva ormai abbiamo superato le 26.000 firme. Sì, ecco, noi a livello nazionale, diciamo, coinvolgendo anche altre diciamo, proposte e così via, abbiamo raggiunto le 56.000 firme su challenge.org. Per cui proseguiremo in questo senso, incrementeremo anche, diciamo, questa soluzione, questa proposta per gli airbag, ecco, per renderli obbligatori, per cui ecco, andiamo avanti in questo senso. È logico che andare al governo abbiamo bisogno delle forze, abbiamo bisogno delle firme, e per cui ecco, più ce ne sono e meglio è. Grazie Battistini. Allora abbiamo visto questi servizi, vedete le persone, ecco, io ho visto anche molto consapevoli, ecco, avevano piacere di filmare, perché è una cosa che va bene alla comunità, nel mondo, cioè non è che si fa solo per questa comunità. Quanto importante è, e qua lo chiedo alla nostra Nicoletta Piovesan, ecco, fare anche manifestazioni dove vengono coinvolte le persone per problemi veramente seri, importanti, prego. Noi abbiamo bisogno della forza di tutti per risolvere i problemi, perché ovviamente io parlo per Treviso in questo momento, che sta soffrendo per delle emergenze veramente gravi, di problemi che tutti conoscono ormai, sono ovviamente di dominio pubblico, e ho piacere addirittura che siano di dominio pubblico, perché
Vogliamo dimostrare che non ci nascondiamo di fronte ai problemi, ma li affrontiamo come abbiamo sempre fatto, cercando delle soluzioni, cercando di capire principalmente il problema. Se vogliamo parlare di quanto sta succedendo con i giovani che frequentano Treviso Centro Storico, da là ne abbiamo subito un esempio di cosa non va bene, però abbiamo anche un'analisi fatta a largo raggio, quindi con tavoli dedicati e con dei programmi che stiamo attuando per il prossimo immediato futuro, per tamponare quello che potrebbe succedere ancora, ma soprattutto per rieducare i giovani alla comunità. Quindi il fatto di aggregare, di chiedere, di essere tutti assieme aiuta tutti, ma soprattutto dobbiamo, secondo i nostri punti di vista, rieducare appunto famiglie, giovani, la comunità intera. Se tutti sono coinvolti, tutti mettono un po' del loro, si sentono partecipi e certe situazioni speriamo che si evitino. Sentiamo anche la nostra Graziella Lazzari Peroni, Presidente ANFAS Veneto, come si è aperto questo 2025. Io ho letto prima la letterina della Befana, ma abbiamo letto anche le letterine di Babbo Natale. Ecco, io non ti ho avuto ospite a dicembre, ma vorrei sapere che letterina hai scritto a Babbo Natale e che doni ti ha portato e cosa ti ha portato la Befana, che ha portato a questa donna che veramente ha il coraggio di dire pane a pane, il vino al vino, per quanto riguarda i problemi delle fragilità. Prego. Voce. Ecco, adesso ti sento. Allora, la disabilità, i problemi sono... No, dobbiamo mettere a posto l'audio perché non sentiamo niente. Allora, Nicoletta Piovesan, coinvolgere anche voi ad esempio su questa importante raccolta firme anche nei negozi, proprio per cercare anche di far capire che tutti possono fare squadra, perché la squadra è importante, è un bene comune, è una firma che veramente vale la vita. Questi genitori sono genitori che hanno perso i loro figli, che stanno cercando di raccogliere queste firme importanti da portare in Europa. Prego, cosa vuoi dire a Battistini? Che noi ci siamo e vogliamo esserci per tutti, come speriamo che facciano sempre gli altri con noi. Quindi accogliamo la proposta fatta da Mirella in questo momento veramente con gioia, nel senso che vogliamo essere partecipi di ogni cosa fatta per aiutare il prossimo. Quindi ci metteremo in contatto per organizzare la nostra raccolta firme a favore di questa iniziativa e di questa proposta di legge che speriamo che venga attuata. Ecco, Battistini, ecco, l'importanza anche di capire che veramente è una cosa che riguarda tutti, non riguarda l'Italia e l'Europa, riguarda il mondo, perché le vittime ci sono in tutto il mondo. Ecco, è un gioco d'azzardo anche il vostro, perché siete partiti veramente in anticipo, avete capito la pericolosità, avete preparato un cartello per la sicurezza stradale, gli strumenti e la tecnologia che può aiutare, ma mi sembra che non abbiano molto recepito a livello governativo questo cartello. Cosa ci dice Battistini? Allora, bisogna partire, cioè, la sicurezza stradale è un problema di salute pubblica, è un problema di tutti quanti, nessuno è escluso, perché tutti guidiamo la macchina, andiamo a piedi, in bicicletta e quant'altro, per cui nessuno è escluso dai pericoli che si incorre sulla strada. Per cui ecco, è questo che deve capire un po' l'opinione pubblica, perché non è un fatto solo che succede agli altri, ma molto spesso, diciamo, gli altri siamo noi. Questo bisogna capire. La percezione del pericolo e della pericolosità dei comportamenti. Ecco, noi abbiamo subito sulla nostra pelle, diciamo, quello che non funziona a livello nazionale, diciamo, a livello di trasgressione delle regole, e per cui su questi sbagli, su questi errori abbiamo diciamo, improntato le nostre azioni, la nostra mission. E quindi, diciamo... fermo un secondo perché non so se c'è ancora Romano in linea. Pronto? Vediamo se riusciamo a recuperare Romano, che non sento. Prego Battistini. Ecco, per cui ecco,
attraverso diciamo, quello che abbiamo subito, gli errori che sono stati fatti, che ci hanno portato a queste situazioni purtroppo irreversibili, abbiamo sempre diciamo, fatto delle proposte che possono andare a migliorare la sicurezza stradale. No, ecco, è un'associazione che è partita nel 1998, poi è diventata associazione nel 2000, per cui le cose sono abbastanza cambiate. Però ecco, l'Unione Europea ci invita costantemente a diminuire le morti su strada, morti e disabilità, perché non bisogna dimenticare le migliaia e migliaia di feriti che rimangono in coma vegetativo, in carrozzina o disabili per tutta la vita, diciamo, ecco. E per cui tramite queste conseguenze che abbiamo sopportato, diciamo, avanziamo le proposte. È logico che non è facile intervenire in maniera efficiente a livello governativo, perché ci sono migliaia di interessi su tutto l'aspetto dell'incidentalità. Ecco, sono migliaia di interessi che subentrano, e per cui non è facile incidere in maniera preponderante a livello governativo. Noi insistiamo, adesso è uscito questo nuovo codice della strada, ci sono tante cosette da mettere a posto, alcune cose sono diciamo positive. Ecco, però ecco, non basta, perché le morti continuano, abbiamo visto anche in questi giorni, purtroppo ci sono dei dati che rapportano gli stessi morti a livello del 2023. Ecco, quindi ecco, bisogna attenzionare tutto e bisogna insistere in questo. Perché purtroppo si tratta di responsabilità, di condivisione del problema. Cioè noi da soli non possiamo fare nulla, abbiamo bisogno delle istituzioni, abbiamo bisogno dell'opinione pubblica, abbiamo bisogno di tutti quanti, come tutti gli altri problemi, altrimenti da soli non ce la facciamo. Bisogna fare reti, diciamo, come si suol dire. E non campanili, fare rete, fare squadra con tutti, perché è una cosa che veramente riguarda tutti quanti, perciò non ci devono essere né campanili e né squadre di Serie A e di Serie B. Abbiamo Roberto da Padova, aspetta Battistini perché sennò mi cade la linea. Romano, scusami, prova a vedere se riesci a riprenderla. Romano da Treviso, sentiamo Roberto da Padova, vai Roberto. Pronto? Sì, prego. Salve, allora io sento che parlate tanto di formazione e retenzioni. Pronto? Sì, ti sentiamo bene, vai. Che parlate tanto di formazione e retenzioni, ma a mio giudizio, il mio è solo un parere, sia chiaro. Secondo me più formazione e retenzioni che avete in progetto di fare, più partorirete giovani sempre più instabili, oppressi, repressi, incazzati, perché sono troppe le retenzioni. Ultima cosa, perché continuare a costruire motori che raggiungano 300 km/h quando ben sappiamo che su certe strade più di 60 e 50 non è fattibile. Ultima, poi vi lascio. I camionisti rientrano nel nuovo codice stradale, perché per quello che mi riguarda i 60 e 50 km/h non sanno nemmeno cosa siano. Ecco, tutto qua. Grazie Roberto, grazie. Non solo i camionisti, ma basta uscire alla mattina, mettersi alla guida e vedere chi rispetta i segnali stradali, la segnaletica, chi rispetta i limiti di velocità. Veramente sarebbe da fare un libro ogni mattina di quello che succede quando esci da casa. Prego. Ma soprattutto trovo correttissimo l'appunto che ha fatto il signore che è intervenuto, Roberto. Perché concentrare lo sviluppo del motore sulla potenza? Che tanto giustamente se io posso andare al limite di 50, oltre i 50 non dovrei andare, quindi è meglio lavorare sulla sicurezza e lavorare un po' meno su quanto può, quello lo lasciamo fare chi fa le gare in pista, no? Allora la mia moto può fare i 5.000 all'ora, quelle che corrono per strada normale, quando hanno raggiunto i limiti che sono concessi nelle strade è più che sufficiente. Ottima osservazione, ci sarebbe da ragionare. Circolazione, centri storici, questo centro storico molto penalizzato per la carenza di parcheggi, questi bus navetta elettrici che dovevano essere fatti ma non li abbiamo visti. Cosa è successo? Come sta andando? Un sacco di problemi, tutti concentrati in un periodo dove le grandi aspettative del lavoro di Natale c'erano ovviamente.
lo dico sempre, non è risolvibile il bilancio di un anno in un mese e mezzo per il periodo natalizio, o uno pensa ora per i saldi, no, però è ovvio che l'essere più propensi all'acquisto è nel periodo delle festività. Le festività sono state penalizzate moltissimo dai parcheggi. A Treviso siamo pieni di cantieri che vanno a occupare quel parte di stallo che magari può servire al cantiere, ma manca per noi, dove il cliente può appoggiare la macchina la mezz'ora, l'ora, quello che serve per gli acquisti. La disorganizzazione su quello che può essere il trasporto veloce da questi parcheggi esterni che noi abbiamo già individuato in 2 punti, uno a Monigo e una a Fiera, dove abbiamo fatto richiesta giusto ieri attraverso il tavolo del commercio che ha avuto la sua prima riunione dell'anno, e abbiamo chiesto all'assessore Vettoretti di fare portavoce con il sindaco alla MOM per questa organizzazione veloce di questi mini autobus che vadano... Scambiatori? Sì, ma deve essere una cosa Ma siete facile, ascoltati, Nicoletta? Vi fattibile. ascoltano? Noi arriviamo fino al sindaco che ci ascolta e oltre io ho chiesto già un'altra volta appuntamento con Colladone, non me l'ha concesso, nel senso che non ho proprio avuto risposta, come non ho avuto risposta e ne sono un po' delusa dal fatto che ci siamo messi a disposizione come commercianti di fare il nostro presidio di sicurezza per Treviso, e avevo mandato personalmente una mail alla nuova questora, non ha risposto. Noi ci mettiamo a disposizione, e nella mail sono stata chiara perché non voglio fraintendimenti o dire no, non avevo capito. Ho scritto semplicemente: ci mettiamo a disposizione, diteci che cosa possiamo fare noi per tutelare la sicurezza per chi viene a Treviso, per chi ci abita, per chi lavora. Non avere un appuntamento fissato, sono passati più di 20 giorni, è un po' deludente del fatto che noi ci mettiamo a disposizione per un'emergenza che abbiamo tutti quanti, cerchiamo collaborazione da chi dovrebbe farla bene, ci mettiamo a disposizione e non veniamo ascoltati, questo è brutto. Allora, vediamo se Graziella Lazzari riusciamo ad avere la linea, l'audio. Prego Graziella, ecco queste fragilità, che poi si parlava anche di disabilità, perché nel momento che ci sono questi episodi veramente anche molto sgradevoli di aggressioni, oppure qualcuno ci rimette anche la vita, perciò è dirla tutta, oppure appunto in sedia a rotelle. Questa fragilità che mi sembra che anche con questa nuova finanziaria non sia stata molto ascoltata. Come si apre il 2025, Graziella? Con una marea di problemi che non finiscono più. Comunque vorrei riallacciarmi un po' ai 2 ospiti che hai, perché ho sentito quanti sono i morti sulla strada e meno male che mio figlio ha venduto la macchina dopo una grave caduta, la moto scusa, dopo una grave caduta, e sono felice perché mi ero già informata per capire come fare per l'airbag, e che non è facile trovarli, anche se uno volesse farlo. La questione è che dopo dobbiamo anche considerare quanti sono quelli che hanno le residualità in seguito alle cadute o incidenti stradali per le moto, perché ci sono i coma palici, ma ci sono anche quelli che restano in carrozzina, quelli che restano con gravi disabilità relazionali intellettive, oltre a quelli che abbiamo già, che nascono, e quelli che mi occupo io, come sai bene. Mi ricollego anche a quello che diceva la dottoressa, che rieducare i giovani alla comunità, questo mi piace molto, perché rieducarli, perché la velocità non è la cosa più importante, però noi vediamo quanto corrono per la strada con le moto, e sappiamo anche che i motorini che avevano vi ricordate che avevano il blocco oltre i 50, c'era chi lo dissuadeva questo blocco mettendo altre modalità addirittura fuori legge. Quindi sì, rieducare, anzi educarli, perché si rieduca quello che abbiamo perso, ma invece non l'abbiamo mai acquisita questa cosa qua, e molto spesso si rincorre a quanto possiamo vendere più che a quanto possiamo salvare.
e questa è un'altra cosa. Noi invece per il campo della disabilità siamo molto, molto preoccupati, molto perplessi di come stanno andando le cose, e come diceva bene la dottoressa prima, non si può risolvere se non si programma prima. Enti locali, regione, ULSS, deve avere per forza un ruolo di coprogrammazione e coprogettazione con gli enti del terzo settore, altrimenti noi davvero perdiamo quello che è stato il ruolo fondamentale in questi 30 anni del sociosanitario, del sociale e anche dell'abilitazione e riabilitazione sul campo del recupero delle persone. Allora andiamo a Padova cosa ha chiesto l'ANFAS, richieste e regione. Andiamo a sentire e poi commentiamo. Crescono i bisogni ma le risorse restano carenti, è il grido d'allarme lanciato dalle organizzazioni di rappresentanza del terzo settore alla Regione, dopo un lungo confronto per chiedere fondi per coprire gli incrementi legati ai costi di rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Confcooperative, ANFAS e UNEBA, gli esponenti principali in Veneto nel campo dell'assistenza per i servizi alla disabilità e la salute mentale, chiedono un nuovo incontro con la Regione. È necessario sbloccare la situazione perché abbiamo necessità come enti di avere un adeguamento delle rette e soprattutto per poter garantire alle famiglie i servizi di cui hanno necessità, bisogni sempre crescenti e impellenti. A rischio ci sono i servizi per disabili, malati psichiatrici, anziani, un bacino di oltre 14.000 persone in Veneto, seguite da 16.000 addetti che operano nelle strutture nei centri diurni. Le risorse messe in campo attualmente dalla Regione sono insufficienti, si stima ne servano almeno un terzo in più rispetto a quelle erogate. Le dipendenze per i minori è stato trovato comunque un punto di equilibrio, manca invece, e sono i servizi più impattanti per quanto riguarda la disabilità e la salute mentale, non c'è ancora un punto di equilibrio. Oltre ai costi legati al personale, negli ultimi anni sono aumentate anche le spese per i pasti, la manutenzione degli immobili, l'energia, i trasporti e gli altri servizi necessari alla gestione di queste strutture, e anche le famiglie sono in difficoltà. Di risorse noi abbiamo bisogno, anche perché siamo fermi, tranne qualche piccolo provvedimento per quanto riguarda la residenzialità dal 2010. Allora io vorrei capire quante persone o quanti enti possono gestire con le tariffe del 2010, oggi a 14 anni dopo una pandemia e quello che è successo. Allora Graziella, come commenti questo servizio, queste parole che abbiamo sentito? Prego. Sì, no, allora io posso dirti che la Regione ha cercato di trovare, sta raschiando il fondo del barile. Lo trova, stanno facendo di tutto per vedere di dare, ma quello che danno è poco, non è certamente è per coprire il rinnovo contrattuale, e vorrei sottolineare questa cosa qua che è molto importante. Il rinnovo, siccome io faccio parte della commissione trattante per il rinnovo del contratto, siamo riusciti ad ottenere 155 euro in 3 anni, e quando le poste hanno avuto 255 euro e 1000 euro di vacazio contrattuale. Per forza non troviamo più personale, non c'è più nessuno che venga a fare l'assistenza, non c'è più nessuno che sia disponibile a lavorare 24 ore al giorno, nel senso di dire di coprire i turni, non è che li facciamo lavorare 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno, perché la residenzialità è questa. Fermo restando che le rette, come ho già detto prima, io ho delle rette dei gruppi appartamento che, senza avere nessun ritocco fino adesso, ovviamente sostenute esclusivamente dai comuni, che però sono ferme davvero al 2010, Quindi voi potete pensare che cosa vuol dire una retta ferma dal 2010. La seconda cosa è che tutti quanti ieri in Regione hanno detto noi dobbiamo per forza lavorare per adeguare il contratto. Intanto l'abbiamo adeguato noi come enti per tutto il 2024 e non sappiamo se ci saranno davvero i fondi. C'è stata una certa sicurezza, però io ci crederò quando li ho.
per quanto riguarda la parte diurna, quindi tutti i centri diurni. Per quanto riguarda la residenzialità bisognerà capire se gli ATS, perché adesso i soldi andranno a queste formazioni dei comuni, dovremo trattare con ogni ATS, ed è un lavoro enorme, un lavoro impattante, e non so neanche se riusciremo a fare. Hai voglia che ne veniamo fuori. Allora sentiamo anche cosa dice Nicoletta Piovesan per quanto riguarda questa risorsa lavorativa che manca. Questi giovani dicono non voglio fare i commessi, i baristi. Com'è la situazione? Siamo pagati poco? Un po' questo, un po' quello, si può dire, sì. Allora, non c'è l'abitudine al lavoro e al sacrificio, e questo è un po' parte dalle famiglie, perché se la famiglia non fa capire al proprio figlio che per imparare un mestiere un po' bisogna sacrificare, se hai deciso di fare il cameriere, tu sai che devi lavorare festivi e le domeniche, altrimenti scegli un altro settore e lo fai. Devi farlo con la volontà di farlo. Però ieri ha chiamato Renato dicendo io faccio il cameriere, però è un disastro, non mi pagano, ora non ne parliamo, ha chiamato in diretta, ho provato a cambiare anche direttore d'orchestra, ma l'orchestra è sempre quella, perciò il compenso non è adeguato. È vero che ne approfittano, questo è vero, ma è un cane che si morde la coda, perché da una parte c'è una necessità di lavorare, dall'altra c'è chi ne approfitta di questa necessità. Umanamente dovrebbero tutti quanti essere un po' verso il prossimo. È vero che chi fa impresa, l'imprenditore, deve guardare il suo cassetto, perché non è solo lo stipendio, ci sono i contributi, ci sono il rischio di impresa, ci sono un sacco di cose da guardare. È vero che cercano di pagarli il meno possibile, è vero che i ragazzi, soprattutto i giovani, cercano di fare il meno possibile, sanno più di diritti lavorativi che di doveri lavorativi, e le cose dovrebbero essere dovrebbero incontrarsi nella giusta via di mezzo, e forse se ne viene a capo. Io ho la mia terza figlia che sta facendo stage e quando mi ha detto mamma io prendo questo, tu cosa dici? E credo che questa esperienza sia un po' in tutte le famiglie che hanno giovani che si approcciano al lavoro. Io ho detto Aurora, ti paghi le spese? Sì, bene, impari meglio quello che hai studiato, quindi il sacrificio tuo devi farlo come l'abbiamo fatto tutti quelli della mia epoca, della tua. Una volta c'era un apprendistato non pagato, adesso ti danno anche qualcosa per toglierti le spese, sta contenta e impara. Qui mi riaggancio un attimo al ruolo della famiglia sui giovani che cominciano a diventare pericolosi per la comunità già a 12-13 anni, perché io non do colpa alla famiglia, ma io dico che le famiglie dovrebbero ricordarsi di cosa hanno imparato loro, dei loro genitori, dei loro nonni, cosa hanno insegnato, e il lavoro principale, più grave e più importante è fare il genitore. Bisogna farlo, è un sacrificio, ma come metti al mondo un figlio, la tua missione è fare il genitore. Il resto e mettere le regole che questi ragazzi, ma per la comunità. Ecco, devono assolutamente capire che ci sono. Allora Battistini, come ci saluti? Prego. Allora, riguardo a questo problema di incidentalità, dobbiamo tutti prendere coscienza che basta un errore per cambiare la vita in più seconda volte. Quindi ecco, bisogna attenzionare a questo problema, perché voglio dire è un problema grave, è un problema sociale, è un problema di tutti quanti, e per cui un nostro errore, una nostra trasgressione può portare a situazioni drastiche la nostra famiglia, ma anche alla famiglia di altri che coinvolgiamo in tutti i nostri errori, in qualsiasi incidente, perché voglio dire io conosco la situazione della mia famiglia, che sono 20 anni purtroppo, è come fosse il primo giorno, e per cui ecco la mia grande paura adesso è quella di andare a fare del male ad altra gente, a far procurare lo stesso dramma, lo stesso trauma, e per cui ecco è una cosa che mi frena nell'andare molto più piano in macchina e quant'altro, per cui ecco, bisogna prendere coscienza del problema e farlo nostro. Questa è la cosa che mi sento di dire, e soprattutto i giovani, che purtroppo i giovani sono così alla mercé di ringraziamo anche Nicoletta Piovesan per questa raccolta firme che farà con la sua associazione. Prego Battistini.
Sì, ecco, no, ecco, i giovani che purtroppo sono così alla mercé di grossi interessi, diciamo, da droga, da alcol e quant'altro, per cui tutto si ripercuote nella vita sociale, ma anche poi si ripercuote nella strada. E quindi ecco un grosso problema di tutti. E quindi ecco, bisogna attenzionare, fare informazione, andare dentro nelle scuole, essere aiutati in questo e soprattutto creare, diciamo, questa sensibilità, una cultura diversa. Ma non hai capito che forse devi ringraziare che si è messa a disposizione questa associazione di Nicoletta Piovesan per raccogliere il film nei negozi? Sì, ecco, grazie. Ecco, per qualsiasi contatto, lei contatti il nostro sito www.vittimestrada.org, c'è una segreteria, c'è un'email e quant'altro, per cui ecco... ma mi arrangio io per questo, Battistini, tranquillo, mi arrangio io con Nicoletta Piovesan. Grazie Battistini. Sentiamo come ci saluta anche Graziella Lazzari Peroni. Prego, Graziella. Beh, io spero di continuare a lavorare in questo senso per portare a casa e dare risposta alle nostre famiglie, perché la nostra è un'associazione di famiglie di persone con disabilità e cominceremo a far parlare le persone con disabilità, perché dovranno dire a loro che non ci sono i fondi, non più a noi. E cosa ti aspetti, ecco, dicendo questo? Mi aspetto che la nostra piattaforma degli autorappresentanti, costituita da persone con disabilità che ne hanno la capacità di farlo e parleranno anche per chi non ha la capacità, cominci ad interpellare la regione, i comuni, lo Stato, eccetera, per dire come mai per loro fondi non ce ne sono. Grazie veramente a Graziella Lazzari Peroni, presidente ANFAS Veneto, di essere stata con noi. Come ci saluti, Nicoletta? Che appello vuoi fare? Che appello facciamo? Facciamo l'appello sulla sicurezza, facciamo l'appello sui giovani, facciamo l'appello di creare comunità e continuare a farlo con la fiducia che il futuro porti delle soluzioni veloci e pratiche per i problemi che abbiamo. Il commercio è inutile che continuiamo a dirlo, sta soffrendo e soffre di tutte queste cose messe insieme, perché alla fine, no, se siamo in una bella armonia tutto funziona. Se cominciano a essere dei tasselli che non funzionano... Come stanno andando i saldi, Nicoletta? Devo correre, purtroppo, sì, siamo in i saldi chiusura. sono partiti lenti, molto lenti, speriamo... Però devo dire anche che io sulle date dei saldi ne avrei da dire, quindi è inutile che in piena stagione andiamo a fare i saldi e pretendiamo di fare chissà che cifre. È vero che cominciano con una scontistica bassa, ma i margini non sono quelli che l'utente pensa che tutte queste persone che giravano la città, che acquistavano, allora... Mi piace un'analisi di fotografia, perché non dovrebbero fare la statistica sulle persone che frequentano Treviso, ma su quante hanno la borsetta in mano. Quindi Treviso è bella da passeggiare, i negozi sono attrattivi, le vetrine sono fatte sempre con tanta attenzione e la passeggiata a Treviso è una bella passeggiata sempre. Li aiuteremo e li stimoleremo, questi nostri futuri clienti, con dei parcheggi più facili da reperire, più veloci, poi il transito verso Treviso, e speriamo che tutti quelli che possono fare qualcosa e che devono fare qualcosa perché sono nel ruolo adatto si mettano in moto. Anche perché sentire già che fanno le cifre che ognuno di noi spenderà nei saldi, e poi, come dice giustamente la nostra Nicoletta Piovesan, che è nel pezzo, tra dire e il fare c'è di mezzo il mare. Ecco perché voi capite che è un momento veramente particolare per le famiglie, non solo venete ma italiane. Tutte. Detto questo, io ringrazio anche Nicoletta Piovesan, presidente Associazione Veneto Imprese Unite, grazie a Graziella Lazzari Peroni, grazie a Paolo Battistini di essere stati con noi. Adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Penne ai funghi porcini e fontina. Il fungo porcino nasce dai boschi di querce e di castagno della pianura e dalle faggete e abetaie di alta montagna. Si possono sviluppare in gruppi di molti esemplari. Erano conosciuti molto bene dai romani, che ne erano ghiotti. Ingredienti per 4 persone: 320 grammi di penne, 4 funghi porcini di media grandezza, 20 grammi di burro, 50 grammi di grana padano grattugiato,
un misurino di latte, un mestolo di fontina fusa a bagnomaria, un cucchiaio di prezzemolo tritato, sale, pepe. In una padella cuocete i funghi nettati e affettati nel burro caldo. Salate e pepate quanto basta. A parte, a bagnomaria, fate sciogliere la fontina e amalgamatela al burro e al latte rimestando fino a quando il composto non diventi cremoso. Lessate la pasta al dente, scolatela e versatela nella padella. Mescolatela ai funghi aggiungendo il formaggio grattugiato, la fontina cremosa e lasciate insaporire. Cospargete di prezzemolo tritato e buon appetito!